Ben trovati telespettatori di Gold 78 HD, canale 78 del digitale terrestre, con una nuova puntata di Penalty. Come al solito tutto il calcio dilettantistico, dal campionato di Serie D sino al campionato di promozione, con una puntatina anche ai risultati e alle classifiche dei 7 gironi del campionato di prima categoria. Una prima parte certamente molto interessante perché abbiamo ospiti due personaggi importanti del calcio siciliano. Parliamo subito e salutiamo l'allenatore della Ionica FC, Michele Campo. Ciao Michele, ben trovato, complimenti perché insomma quello che stai facendo a Santa Teresa di Riva è eccezionale, quindi veramente straordinario, sin qui il tuo cammino. Buonasera a tutti, grazie. Grazie a te per essere venuto e salutiamo anche il ritorno del direttore sportivo Santo Palma, che quest'anno non ha fatto nessuna presenza all'interno della nostra trasmissione. L'ho convinto per l'occasione perché domenica c'è un big match importante nel campionato di eccellenza e poi voglio sentire anche il suo parere. Buonasera. Buonasera a te e buonasera a tutti. Sei fermo quest'anno dopo l'iniziale parentesi con l'ACI Sant'Antonio, ti guardi intorno e che fai altro? No, in genere quando sono fermo vedo partite, ma poi adesso ho scelto di vederne anche di più, anche perché grazie alla tecnologia posso vedere partite senza muovermi dal mio divano, che è la cosa più bella al mondo. È vero, è vero. Poi raramente mi muovo quando voglio andare a vedere qualcosa di persona. Hai seguito il campionato di Serie D di quest'anno? Ne ho viste tante partite, sempre È dal mio divano. ingarbugliatissimo, è ingarbugliatissimo quest'anno il campionato di Serie D. No, diciamo che le squadre costruite per far bene sono lì e se lo stanno giocando. Tutti sappiamo che in genere i campionati si vincono in questo periodo qua, quindi tutte le squadre hanno risposto presenti. Infatti quindi secondo me le prossime settimane saranno quelle decisive per il risultato finale. Non so se sei d'accordo anche tu Michele, con questa testa ingarbugliata, Cavese, Gelbison, Lamezia, Acireale. Si entra nel momento decisivo un po' in tutti i campionati, quindi anche in Serie D. Poi Cosa ci vuole per vincerlo poi a questo punto della stagione all'interno di una squadra secondo te? Calma e tranquillità? Sicuramente qui c'è una lotta dove ci sono 4 squadre, Gelbison, Cavese, Lamezia e Acireale nell'arco credo di 4-5 punti. Sì. Io non ho visto forse tutte le partite o tante partite come il direttore, ne ho vista qualcuna. Mi sembrano organici, tutti costruiti di grande qualità. Sì, sono piazze importanti, organici importanti, quindi a questo punto secondo me ovviamente tutte hanno una condizione fisica buona perché ci saranno degli staff importanti, quindi farà la differenza l'aspetto mentale e magari come arriveranno le ultime partite. E qualche scontro diretto anche. E qualche scontro diretto. In questo momento c'è in testa la Gelbison, però insomma vedremo. La Cireale mi sembra che ieri a Biancavilla non ha giocato, quindi deve recuperare una partita. Sulla carta purtroppo per il Biancavilla abbordabile e quindi è tutto aperto e secondo me l'aspetto mentale può fare la differenza quando si arriva in volata nell'arco di pochi punti. È vero, è vero. Partiamo dunque subito con il campionato di Serie D, con i risultati e naturalmente anche la classifica. Domenica si è giocata la 9ª giornata di ritorno, guardiamo subito il tabellino dei risultati. Real Aversa 1925 batte Portici 1906 3-2, Castrovilla ribatte Cittanova 4-0, Gelbison batte Paternò 2-0, Trapani batte Giarre 1946 2-1, San Cataldese batte Santa Maria Cilento 3-1, Cavese 1919 batte San Luca 1-0, Troina batte Rende Calcio 2-1, rinviata la partita Biancavilla Città di Acireale, Città di Sant'Agata batte Licata 2-0, ha riposato il Lamezia Terme. In classifica abbiamo la conferma della Gelbison in testa con 60 punti, con 56 Cavese 1919, 53 punti per il Città di Acireale, 52 per l'FC Lamezia Terme, con 44 punti il Paternò, 41 Città di Sant'Agata, 39 il Cittanova, con 34 Santa Maria Cilento, Real Aversa 1925 e Licata, con 32 Portici 1906, 31 per il Trapani,
30 punti per il San Luca, 29 per la San Cataldese, con 23 Rende Calcio e Castrovillari, 21 punti per il Giarre 1946, 16 punti per il Troina con 6 punti di penalizzazione, chiude la classifica il Biancavilla con 13 punti. Domenica ci sarà il turno di riposo, si ritorna in campo domenica 27 di marzo, eccolo qua il tabellino degli incontri. Cavese 1919 Licata, Città di Aciriale Castrovillari, Città di Sant'Agata Biancavilla, Cittanova Giarre 1946, FC Lamezia Terme Portici 1906, Trapani Troina, Paternò San Luca, Real Aversa 1925 Gelbison, Rende Calcio Santa Maria Cilento, riposerà la San Cataldese. E partiamo subito da questa sconfitta anche un po' inaspettata del Cittanova, un 4-0 contro un Castrovillari che riteneva certamente la partita importante per fare punti verso una possibile salvezza. Santo, questo Cittanova comunque ha confermato di avere delle buone qualità e anche un gruppo interessante in prospettiva anche per la prossima stagione. Beh, devo dire che il lavoro di mister Di Gaetano si vede. Quest'anno hanno espresso anche tanti buoni giocatori. Certo, questa sconfitta è un po' pesante, un po' inaspettata, un po' rumorosa, però è anche vero che sai, adesso i punti cominciano ad essere pesantissimi. Il Castrovillari comunque, questi sono punti che gli danno ancora più coraggio per andare avanti, per allontanarsi da eventuali rischi che comunque ci sono. È la conferma che ogni partita poi diventa fondamentale o per il proseguo in positivo o per il modo per salvare la stagione. Sì, soprattutto quelle di questo periodo, ribadisco, sai, le partite diminuiscono domenica dopo domenica e la possibilità di fare punti diminuisce, vedi arrivare sempre più vicino l'arrivo e non è facile. Non è facile, assolutamente. Perché devi per forza di punti e per forza di cosa andare a fare punti e ti ribadisco in questo periodo, soprattutto quando sono 4 le squadre che si giocano il campionato. È vero, e per sono le tante. squadre che sono, infatti domenica leggevi, sembra un turno interlocutorio, però è anche vero che qualcuno tra le grandi e le piccole si gioca qualcosa di importante perché i punti sono importanti, quindi non mi sembra tutto così scontato. Guardiamoci subito il servizio, la vittoria del Castrovillari 4-0 contro il Cittanova guidato da Di Gaetano. Il Castrovillari cambia volto nel derby calabrese contro la Cittanovese nella 28esima del girone I del campionato di Serie D. Prima del fischio d'inizio una targa dei tifosi all'ex Bonanno per i suoi trascorsi in rossonero. Ma andiamo alla cronaca, pronti via e il Castrovillari si procura un calcio di punizione dal limite. Il sinistro di Tripicchio trova Bonanno sulla traiettoria. A 7° minuto l'azione più ghiotta per il Castrovillari per passare in vantaggio. Tripicchio ruba palla a ridosso dell'area giallorossa e serve l'imbucata di Carrozza, movimento perfetto del numero 7 che si fa però parare da Bruno in uscita il pallonetto a colpo sicuro. Sulla corta respinta non è lesto Padin a ribadire in rete. La pressione del Castrovillari è costante e al 15° il centravanti rossonero impegna in angolo Bruno con un sinistro velenoso dal limite dell'area. Al 17° cerca la via della rete Tripicchio, il sinistro dalla distanza trova però sulla traiettoria Bruno. Il primo tiro verso la porta rossonera dei giallorossi arriva al 28°, il destro Di Maggio non trova lo specchio. Al 30° la svolta del match. Guizzo in area ospite di Teiu, Gaudio lo stende, l'arbitro non ha dubbi ed assegna il penalty. Dal dischetto Tripicchio non sbaglia e spiazza Bruno. Più che comprensibile la gioia del numero 10 rossonero che si fa tutto il campo per andare a festeggiare sotto la curva. Sul primo possesso della Cittanovese dopo il gol del Castrovillari, Meola dalle retrovie serve nello spazio Maggio. Aiolfi attento in uscita disinnesca la minaccia. Al 35° i padroni di casa raddoppiano. Il solito Teiu, tra i migliori in campo dei rossoneri, ruba il tempo a Mudasiro in area giallorossa. Il numero 6 lo stende, l'arbitro in perfetta posizione indica per la seconda volta il dischetto. Dagli 11 metri il cecchino Andrea Tripicchio batte per la seconda volta Bruno. Match in discesa per i rossoneri che vanno così al riposo in doppio vantaggio grazie alla premiata ditta Teiu Tripicchio.
Nella ripresa la cittanovese tiene il pallino del gioco senza essere mai particolarmente pericolosa. Il primo acuto per i giallorossi arriva al 13° con Bonanno che riceve dal limite sinistro a giro e palla che si stampa sulla traversa da Iolfi battuto. Al 18° gli ospiti si ripetono con Savasta, subentrata a Gaudio, il destro da buona posizione. Risulta debole e centrale, non ha difficoltà a parare a Iolfi. Nel momento migliore dei giallorossi il Castrovilla ricala il tris, Teiu riceve da Azzaro, bravo a recuperare palla, azione travolgente del 75 rossonero che si accentra e batte di sinistro imparabilmente Bruno. Con il personale sigillo Teiu completa una prestazione da 9 in pagella. Il terzo gol di fatto chiude la partita e a parte un'uscita da Iolfi su angolo di Elo i rossoneri non corrono particolari rischi. Al 34° ancora Azzaro, serve al limite Carrozza, il destro radente sfiora il palo. Al 41° è la volta di Rosa Castaldo su calcio di punizione a non inquadrare la porta. Al 43° il Castrovilla rimette la parola fine al match. Tripicchio su calcio di punizione, pesca in aria il giovanissimo Rota, classe 2003, subentrato a Padin. Il numero 17 tocca di quel tanto da mandare fuori giri Bruno. Finisce così 4-0 per i Lupi, il derby calabrese, con la festa di Rota sotto la curva. I ragazzi sanno il momento difficile, anche perché non ci dimentichiamo che noi siamo stati sempre in zona bassa anche dall'inizio, dunque una squadra abituata anche alle pressioni. E già da 3 partite, compreso quella di oggi, la squadra ha dimostrato anche nella partita di Cava domenica scorsa di stare bene e di tenere il campo molto bene. È normale che oggi, nel momento in cui riesci ad andare in vantaggio già al primo tempo 2-0, diventa, tra virgolette, tutto più facile, anche perché nel secondo tempo loro hanno cambiato modulo e ci hanno creato qualche problema. Ci abbiamo messo un pochino per ritrovare le distanze, soprattutto una volta che siamo riusciti a rimetterci bene, siamo riusciti di nuovo a colpirli altre 2 volte. Abbiamo bisogno di grande equilibrio noi come squadra e dobbiamo cercare a livello mentale di essere sempre concentrati. E questa è la strada giusta. Tante partite purtroppo siamo stati qui a discutere non della prestazione ma purtroppo solo del risultato. È vero che la squadra oggi ha dimostrato anche un po' più di maturità, perché anche nei momenti di sofferenza, vedi l'inizio del secondo tempo, in discussione tutto. Sono già parecchie domeniche che subiamo pochi gol, perché anche le sconfitte purtroppo sono arrivate magari per episodi. E io penso che questa sia la mentalità giusta da mantenere, senza esaltarci e cercare di fare il massimo e dare tutto, soprattutto in campo. Purtroppo noi siamo arrivati a questa partita dopo un grosso dispendio energetico, sia fisico che mentale, perché comunque la Coppa ci ha tirato via tante energie e quindi nel momento in cui devi gestire questi momenti serve veramente la maturità di alcuni giocatori, e noi essendo una squadra giovane, giovanissima, anche oggi avevamo 7 under mi sembra in campo, purtroppo le puoi pagare, così come è successo. Poi paradossalmente oggi abbiamo sofferto inizialmente questo avvio forte del Castrovillari, dove sinceramente non abbiamo rischiato chissà che cosa. Voglio subito parlare della Gelbison con Mister Campo. Mister, una Gelbison che liquida facilmente il Paternò e adesso attende probabilmente gli scontri diretti. Una Gelbison che all'inizio certamente faceva paura, adesso fa ancora più paura perché i punti sono tanti, sono 60 e per una classifica in Serie D di questo genere le potenzialità di una vittoria finale sono tantissime. Tu che ne pensi? Io penso la Gelbison sicuramente è un organico importante che è costruito per vincere il campionato, così come credo che lo abbia anche la Cireale.
lo abbia Per non parlare di Cavese e Lamezia. per non parlare di Cavese e Lamezia. Per quanto riguarda la partita di ieri, ha vinto contro il Paternò, che è una squadra, credo, che si può definire come una rivelazione del campionato, una squadra che ho visto qualche volta giocare con grande ritmo, grande aggressività, una squadra che ho visto qualche volta che ha Che ti è piaciuta, insomma? Sì, mi è piaciuta soprattutto per il ritmo che ha dato alla partita in quegli spezzoni di partita che ho visto. Quindi poi è stata una vittoria 2-0, però non è detto, io la partita non l'ho vista, quindi sicuramente io credo che il Paternò qualche problema gliel'avrà creato. La Gelbison è chiaro in casa, si trova a pochi passi dalla vittoria del campionato, e sono partite dove, chiaro, andare lì a fare il risultato non credo che sia infatti facile. lo ha detto anche mister Torrisi a fine partita. Santo, però è anche vero che questa Gelbison in casa una partita l'ha persa, guarda caso, proprio contro il Città di Aciriale, quindi a questo punto il big match proprio contro la squadra cese diventerà forse l'ago della bilancia della stagione. Non è un caso se ha perso solo contro la Aciriale, perché comunque ha perso contro un'altra grande squadra. Un'altra grande squadra che purtroppo secondo me però con l'infortunio di Piccioni perde qualcosa di importante là davanti. Soprattutto in avanti, sì, è vero. Anche se ha continuato a fare risultati, a vincere, a macinare, grazie a Savonarola, a Lodi, un po' a tutti. Perché il tasso tecnico è alto, È alto, tasso quindi tecnico alto. devo fare anche gli applausi, perché sono riuscito a mettere in campo un 2004 che ha fatto faville in un paio di partite, a tal punto da suscitare anche l'interesse del Sassuolo. È vero. Quindi grandi applausi sia da Catino Chiavaro. Ma la Gelbison è pronta per fare la Lega Pro? Questa è una domanda che voglio fare a entrambi, perché poi la prossima stagione diventa comunque totalmente diversa rispetto al campionato nazionale dilettanti. Ci vuole organizzazione, ci vuole uno stadio e ci vuole soprattutto anche un nuovo parco giocatori. Premesso che non mi sento di entrare nel dettaglio di queste cose. Bravo, perché giusta risposta da mister. Ma non conosco nel dettaglio diciamo, l'organizzazione societaria interna. Io dico, se sono lì, e io penso che abbiano costruito la squadra per provare a vincere. Poi è chiaro che la Serie D la Lega Pro è un campionato completamente diverso, però io penso che una squadra che vince il campionato di Serie D, poi la Lega Pro si può fare in tanti modi, poi anche magari confermare in linea di massima l'organico con ovviamente degli innesti di categoria, chiaro, senza andare a fare spese folli, cercando di stabilizzarti il primo anno per poi piano piano crescere. Credo che questo la società abbia le potenzialità per farlo, sicuramente. Per la Gelbison sarà comunque la prima volta in Lega. Santo, tu che ne pensi? Come potrebbe affrontare casomai questa stagione certamente impegnativa in Lega Pro la Gelbison? Ma guarda, io ho la possibilità di sentire qualche calciatore, perché lo conosco personalmente, mi parlano comunque in maniera importante della società. Perché questa è una squadra che è stata costruita per vincere. Quando una società costruisce una squadra per vincere la Serie D, sa che qualora riuscisse a vincere, dopo c'è il professionismo. Quindi se non sei cosciente, è cosciente. Allora sei veramente un incosciente, no? Ma comunque mi parlano bene, mi dicono che è una società abbastanza organizzata, e poi sicuramente se qualora riuscissero a vincerlo, probabilmente si organizzeranno di più, anche se poi ti dico la realtà, io da siciliano e anche da ex come direttore della Aciriale, continuo ad avere in testa una cosina che la Aciriale può, perché no? Forse la Aciriale se la può giocare. E questa già è una cosa importante. Allora, se la sta giocando. Se la sta giocando e se la potrà giocare anche con il big match. E anzi, a proposito, spero che il rientro della Aciriale, non so a livello tecnico, nel proprio stadio avvenga prima possibile. Beh, l'ultima volta Agatino Chiavaro non era molto ottimista. Non so di Bresco, non ho seguito era a livello, molto ottimista. Però vedere la Cirale dover giocare ad Ai Sant'Antonio, che al momento, è riduttivo. No, ma non è proprio, io parlo proprio come terreno di gioco, non proprio come impianto, perché tutti conosciamo i tifosi della Cirale, di impianti per contenere i tifosi della Cirale ce ne sono pochi in giro. È vero, è vero. In Sicilia ne ho trovato pochi. Però ti dico, quello è un campo che penalizza molto lo spettacolo e anche la categoria della Serie D. Tu il campo di Aci Sant'Antonio lo conosci senz'altro. Guardiamoci subito gli highlights. Vittoria della Gelbison 2-0 contro il Paternò di Torrisi. Battioliano di forza verso la porta di Lofaro,
Intanto Iuliano in qualche modo riesce a servire per Sparacello all'interno dell'area, domestica il pallone, ancora Sparacello, il cross, sembrava tocco di mani quello del giocatore del Paternò alla battuta, movimento sul primo palo, ancora una volta palla, questa volta verso il portiere Elofaro che respinge. Sparacello all'interno dell'area, 3 uomini su di lui, cerca in qualche modo di crossare, ci riesce, spinta su Graziani, battuta verso il centro dell'area, c'è un altro tocco di mani, poi la conclusione di Marchetti, si arrabbia tantissimo la Gelbison. Rimane in terra intanto il capitano della Gelbison Fornito, gira il pallone, Gagliardi la conclusione, ancora Sparacello, interessante il corridoio per Gagliardi all'interno dell'area, la conclusione di Ortolini, respinge ancora il Paternò, poi Gagliardi, la finta di Sparacello, Ortolini, ancora Gagliardi all'interno dell'area, la conclusione, ancora un pallone per Sparacello che è molto molto volenteroso, verso il centro, Ortolini, e che gol! Ortolini! Quando siamo a 36 minuti dal fischio d'inizio c'è il gol della Gelbison, si allarga Gagliardi, pallone interessante per Sparacello, la conclusione di Sparacello, poi Fois cerca di controllare Paternò, pericoloso all'interno dell'area, l'1 contro 1, la conclusione, palla lunga sulla sinistra, molto rapido Mangiameli che è cresciuto molto in questo secondo tempo, la conclusione poi del numero 11 La Piana che salta bene 2 uomini, adesso ancora Faella, salta bene un uomo, si fa vedere Gagliardi, si fa vedere anche Sparacello, pallone che arriva sui suoi piedi, la conclusione di Sparacello, poi Faella riesce a riconquistare il pallone, la Gelbison con Ambro allarga tutto per Sparacello, l'1 contro 1, velocissimo Fois, entra all'interno dell'area, interessante per Fois, Ambro interessante per Gagliardi, lo spunto per Faella sulla destra, entra all'interno dell'area Faella, la conclusione morbida, Eurogol, bellissima, molto molto freddo, il numero 45 della Gelbison che va a dedicare il gol alla propria panchina. Intanto Rizzi, palla in avanti per Foderaro, un colpo da parte di La Gamba che viene addirittura espulso. E fischio triplice dell'arbitro mette fine a questo match vinto dalla Gelbison con 2-0, primo gol di Ortolini, secondo gol di Faella, 2 bellissime reti, una bellissima partita per quanto riguarda il primo tempo, un po' meno nel secondo, ma Gelbison che ha semplicemente controllato. Sì, 3 punti importantissimi per questo finale di stagione, credo con ampio merito, con una prestazione superba dei ragazzi davanti a un pubblico festante, questo ha reso tutto ancora più bello. Abbiamo chiuso i nostri avversari nella metà campo perché sapevamo che lasciando loro il palleggio avrebbero potuto metterci in difficoltà, una squadra tecnicamente molto valida, secondo me molto molto organizzata e molto molto ben allenata, l'avevamo detto. Probabilmente non si aspettavano questo tipo di partita da noi, l'abbiamo colti un po' di sorpresa. Sinceramente, visto il primo tempo, mi aspettavo qualche gol in più, che magari ci avrebbe fatto vivere una ripresa un po' più tranquilla, anche se i ragazzi sono stati bravi a controllare e poi, come ho detto prima, a chiuderla con un contropiede di Alessio. Accettiamo il verdetto del campo, abbiamo perso contro una squadra importante, l'avevo classificata verbalmente la migliore, la più forte, lo dice la classifica, lo dice quanto ha fatto in questo campionato. Sapevamo che per noi era una trasferta proibitiva, a maggior ragione venendo nelle condizioni in cui siamo venuti, perché avevamo delle assenze importanti, non stavamo fisicamente bene, e quindi accettiamo il verdetto, non posso rimproverare nulla ai ragazzi, abbiamo fatto una buona prestazione, soprattutto il secondo tempo, abbiamo un po' il primo sofferto i primi 20 minuti, loro sono partiti forte, ci hanno un po' sorpreso con Gagliardi tra le linee, poi ci siamo un po' resettati, ho cambiato sistema di gioco, abbiamo guardato la partita, sono passati in vantaggio con un gran gol.
con un gran gesto tecnico dell'attaccante che ha fatto una torsione veramente di categoria superiore, e poi da lì naturalmente la partita è diventata tutta più difficile, però la squadra si è ben comportata. Il secondo tempo non abbiamo rinunciato a giocare, abbiamo messo in campo le nostre idee, i nostri argomenti. Probabilmente potevamo sfruttare qualche occasione meglio e potevamo anche pareggiare, però ripeto, la sconfitta bisogna accettarla, è meritata, onore alla Gelbison che continua per il suo cammino meritatamente, e noi pensiamo già alla prossima. La squadra, a mio modo di vedere, ha fatto una buona prestazione. Abbiamo iniziato con un sistema di gioco diverso, Gagliardi tra le linee ci metteva un po' in difficoltà e ho dovuto rimettere il centrocampo a rombo con Basualdo che riusciva a occupare quella zona per cercare di accorciare un po' la squadra e soprattutto creare densità in quella zona dove Gagliardo prendeva la palla, verticalizzava di prima, cercava le punte e quindi potevano farci male. In quelle occasioni hanno esplorato due volte in due situazioni importanti il vantaggio, poi tutto sommato ci siamo organizzati tatticamente, però poi su un errore nostro, su una diagonale non fatta da un quinto nostro, hanno messo una bella palla in mezzo e ripeto, il gesto dell'attaccante di categoria superiore, una torsione veramente bella, da applausi, sono passati in vantaggio e poi da lì si sono costruiti la prestazione. Con la Gelbison non puoi sbagliare, noi purtroppo non eravamo al top, non eravamo in una formazione competitiva perché mancava tanta gente, però ripeto, i ragazzi non possono imparare nulla, soprattutto nel secondo tempo abbiamo fatto, a mio modo di vedere, un secondo tempo importante contro una grande squadra. Causa anche il loro atteggiamento, hanno abbassato un po' il baricentro, ci hanno concesso campo, noi l'abbiamo sfruttato, non abbiamo avuto frenesia, non abbiamo mai buttato la palla, abbiamo cercato di fraseggiare e quindi ripeto, noi andiamo a casa consapevoli della prestazione, consapevoli di aver perso contro una grande squadra e la Gelbison vince e continua il suo percorso verso la Lega Pro. È andata male al Giarre che purtroppo perde in casa una partita fondamentale per il suo percorso di salvezza in questa stagione, in questo campionato di Serie D. Una sconfitta contro il Trapani che certamente quest'anno con i troppi stop probabilmente non ha mai fatto un percorso chiaro in questo girone. Sei d'accordo? Sì, ha avuto tantissime partite rinviate. E queste cose poi incidono probabilmente nel rendimento, no? Certo, possono incidere sul rendimento, poi probabilmente anche in qualche misura condizionano anche la squadra, ma condizionano anche il campionato, perché non è la stessa cosa, le partite vengono recuperate in momenti diversi della stagione, quindi va a condizionare secondo me un po' tutto. Tra l'altro poi il Trapani con problemi anche organizzativi all'inizio della stagione, una società non chiara, non si riusciva a individuare bene neanche quale poteva diventare l'allenatore, quindi insomma non è certamente stato un momento buono per il Trapani per aprire la parentesi nel dilettantismo dopo soprattutto la sua debacle dalla Serie B. È stata una stagione particolare per entrambe le squadre, perché entrambe le squadre hanno cambiato tecnico, il Trapani ha iniziato con Moschella, poi è arrivato un allenatore di grandissimo livello come Morgia, un professionista a tutti gli effetti, mentre a Giarre c'è stato insomma anche lì un avvicendamento con il ritorno adesso di Cacciola sulla panchina. Dall'esterno, ripeto, io non mi permetto di dare nessun tipo, dall'esterno da entrambe le squadre sulla carta ci si aspettava qualcosina in più perché sono, se vai a vedere, ci sono piazze importanti. Piazze importantissime e anche giocatori importanti perché a Giarre c'è non so, io mi limito a un parco attaccanti penso di livello alto, adesso hanno preso altri giocatori, Giuffrida a metà campo e qualcun altro, quindi io spero, auguro sicuramente al Giarre, anche al Trapani, il Trapani penso che sia in una situazione più serena essere in una situazione e auguro al Giarre di riuscire alla fine a centrare l'obiettivo minimo. Mentre invece per il Giarre Santo, insomma, il percorso è un po' più tortuoso, però la quadra credo che sia arrivata dopo un momento di sbandamento post-infantino. Beh, devo dire la verità, quest'anno il Giarre non era quasi mai riuscito ad essere costante né nelle scelte e neanche nei risultati.
Adesso era riuscito a trovare un po' di tranquillità, credo che Gaspare fosse riuscito a fare una miniserie di 4-5 risultati utili ed era importante ieri dare continuità, anche perché giocavi, non ti dico con una concorrente diretta, ma il Trapani non è una delle grandi squadre di questo torneo. Sì, è vero. E quando quindi la i 3 punti erano fondamentali. E quando la salvezza passa dal tuo campo, quando sai che gli scontri diretti, soprattutto in casa, diventano fondamentali, perdere una partita del genere, anche se c'è da dire che a volte sai il calcio è strano, perché magari io, conoscendo Gaspare e lo staff, sapendo come preparano le partite, avranno studiato tutto nel minimo dettaglio e poi dopo 2 minuti uno dei tuoi giocatori più rappresentativi... È vero, lo perdi e quindi... Perdi il giocatore, prendi gol e ti lascia 87 minuti in 10. E questa è una cosa che questa è stata la mazzata, in Serie secondo D me, diventa una che mazzata. ieri al Giarre non ha permesso di giocarsi la partita in un altro modo, perché anche quando sono riusciti a raddrizzarla sull'1-1, comunque il Trapani, anche se non ha fatto bene, è una squadra che ha tanti buoni giocatori e che hanno tanti colpi. Infatti. Devo dire la verità, credo che ieri il grandissimo errore di Porcaro, se non ricordo male, sì, sia da matita non rossa ma di più, ma soprattutto per l'esperienza del calciatore. Non È si vero, possono fare quegli errori in è una vero, partita come questa. Peccato, perché insomma, hai detto bene, era una Indirizzano partita il lavoro e rovinano fondamentale. il lavoro di una settimana che ha fatto anche Porcaro. Attenzione, non voglio dare la croce al ci ragazzo, mancherebbe, ci però mancherebbe. cioè, sono cose, sono delle piccolezze che nelle partite spostano gli equilibri completamente e fanno sì Condivido. che il lavoro sia, perché poi il lavoro viene giudicato dai risultati, venga visto anche in un altro modo, che magari non è il modo reale. È vero. Guardiamoci gli highlights, la vittoria del Trapani in casa del Giarre 2-1. Bentrovati amici appassionati del regionale di Giarre per raccontarvi della 28esima giornata del girone I di Serie D in campo. Giarre contro Trapani, agli ordini il direttore di gara il signor Cristian Robilotta e la sezione di Sala Consilina, coadiuvato da Salvatore Barbanera e Giovanni Battista Citarda, entrambi della sezione di Palermo. A inizio in questo momento Giarre Trapani, gran parte di questo, doveroso dirlo, va anche a Flavio Giannini. Occhio perché qui si complica la vita Porcaro, tallonato dall'avversario ed è calcio di rigore e rosso per Maltese. Inizia malissimo la sfida per il Giarre, una follia di Porcaro. Parte ora Russo, spiazzato Giannini e Trapani in vantaggio dopo 3 di gioco e già avanti la compagine di mister Morgia. 3 passetti e attacco alla profondità con il mancino di Giannini direttamente per Arcidiacono. Occasionissima per il Giarre, un'altra leggerezza difensiva. Occhio perché qui però il Trapani ha ancora un'occasione. E che occasione! Preferisce allargare il pallone lì dove opera Anastasio. Il cross interessante per Cocimano. Che occasione per il Giarre. Allora facilita l'intervento di Vitale che opera il cross, arriva Antezza, prova il destro! Scheggia la traversa. Va Sessa con questo destro liftato, Cultraro resta lì il pallone, prova Padovani, il pareggio del Giarre con il numero 17, Corrado Carrozzino, tutti a esultare con lui. Rivediamo Sornione, il suo movimento sul secondo palo. Andrà il numero 16 col mancino sul palo di Giannini che si allunga alla sua destra. Corner per il Trapani, corner del Trapani ed è il vantaggio dei Granata. Andiamo a rivedere quanto accaduto. Probabilmente la deviazione vincente è stata di Antezza, del numero 3 Stefano Antezza, che riporta in vantaggio il Trapani. Giuffrida però subito in verticale da Agudiak, allarga dalle parti di Anastasio, irrompe in area senza chiedere permesso, lascia proseguire il direttore di gara tra le proteste dei locali. La pressione di Agudiak, Maltese scodella a destra per Vitale, sterza Vitale, accarezza il pallone, pensa al cross, l'opera per Musso. Si alza la bandierina, ha trovato un gran gol Musso. Forse l'ingresso in campo di Dembele è stato un po' avulso, occhio perché qui era stato Russo a muoversi con i tempi giusti
ma pizzicato anch'esso in posizione di offside, poi il diagonale era stato perfetto a battere Giannini. Poi Olivera in qualche modo si libera della marcatura, addirittura a scheggiare la traversa della porta di Giannini. E allora occhio alla 4% del Trapani con Bonfiglio che serve in profondità, Vitale salta Giannini, Vitale si allunga troppo il pallone, complice anche un rimbalzo beffardo. Cross sul secondo palo, Pagliarulo a un passo da far scorrere i titoli di coda su questa sfida. Allarga la Lettone Cocimano sulla pressione di Barbara, ammonito Cocimano, termina in 9 il Giarre, addirittura in 9 uomini, doppio giallo ai danni di Cocimano, e forse qui scorre la parola fine su questa sfida. Giarre Trapani è già storia, Trapani che si impone per 2-1 grazie alle marcature di Russo e Antezza, parziale 1-1 ad opera di Carrozzino. Esultano tutti attorno a Maltese e Cultraro, gli uomini Granata. Un saluto allora amici appassionati, appuntamento a domenica prossima, sarà recupero sempre qui a Regionale di Giarre tra Giarre e Licata. Da Claudio Costanzo e da Regionale è tutto, un saluto e alla prossima! Una vittoria importante che ci voleva contro una squadra come quella del Giarre che io avevo già visto nei filmati e l'avevo vista in grande condizione, una squadra che in 10 oggi ha dimostrato carattere, grinta ma anche gioco, ha giocatori importanti. Quindi è una vittoria che vale doppio perché secondo me l'abbiamo ottenuto contro una squadra forte, soprattutto qui in casa che si fa rispettare. Noi non abbiamo, dopo che abbiamo preso il gol ci siamo un po' nervositi, ma dopo abbiamo ritrovato la tranquillità che predico da un pezzo, quella di metterla sul piano del gioco. Ci siamo riusciti a fasi alterne, però mi è piaciuto l'atteggiamento dei ragazzi che sono sempre stati in partita e hanno sempre cercato di arrivare al gol attraverso il gioco. Sono contento di questo perché sulla catena destra ci sono 2 giovani, uno è Barbara 2001 e uno è Vitale che è 2000, e la crescita loro in questo periodo è stata evidente, questo mi soddisfa molto perché sono 2 giocatori giovani che possono ambire anche a traguardi migliori di quelli di queste categorie, però per il resto secondo me hanno fatto bene tutti perché la punta centrale che è Nino si è dato da fare come un matto, ha corso e rincorso tutti, il Russo ha fatto il suo, ha avuto buoni spunti, ha avuto anche un paio di occasioni in cui non so se c'era fuori gioco o meno, però ha fatto belle cose e quindi questo è evidente che i 3 attaccanti oggi hanno fatto in pieno il loro dovere. Quando giocano bene gli attaccanti ne beneficia tutta la squadra perché gli attaccanti, oltre a chiedere un bel gioco quando hanno la palla, gli chiedo tanta pressione e loro l'hanno fatta tanta oggi e questo ne ha tratto beneficio sia a centrocampo che dietro, però devo dire la verità perché siamo stati anche avvantaggiati dall'inferiorità numerica loro, questo è indubbio, e apposto ho detto che il Giarre in 10 ha evidenziato però un grande carattere e una grande personalità, cosa che non è da tutte le squadre.
È il momento della San Cataldese che tu conosci bene, Michele, no? Insomma, da calciatore hai vissuto anche delle belle stagioni. San Cataldo che era partito in una maniera disastrosa, adesso con Campanella da un paio di settimane a questa parte, insomma, ha ripreso un cammino certamente di qualità e quantità soprattutto nei punti, che sono diventati fondamentali per staccarsi un po' dalla zona retrocessione, però è anche vero che bisogna sempre stare guardinghi, perché il campionato di Serie D è un campionato dove non puoi mollare una partita. Sì, la San Cataldese è una piazza dove ho giocato un anno, è stato un anno bellissimo, culminato con una salvezza, mi sembra che era 2000-2001, e ho dei ricordi belli. Per quanto riguarda quest'anno, allora, per quanto riguarda quest'anno c'è stata la svolta col cambio tecnico, diciamo, perché Giovanni Campanella, che tra l'altro ho avuto un anno come allenatore, e quindi conosci le sue qualità. Lo conosco, anche se era qualche anno fa purtroppo, perché è passato un po' di tempo, però conosco la sua competenza, le caratteristiche, la carica agonistica, la determinazione, l'organizzazione che dà alle sue squadre, quindi sicuramente con lui c'è stata una svolta dal punto di vista tecnico caratteriale. La San Cataldese ha risalito la china e adesso è in una posizione per cui può anche salvarsi senza Però non bisogna mollare neanche un secondo. No, ma allora, in questi campionati qui non puoi mollare non neanche è permesso, una partita. Non è permesso, ma conoscendo, ripeto, sia lui sia il direttore sportivo, non credo che sarà il caso della San Cataldese, anche perché quello è un ambiente dove comunque la San Cataldese per storia, per tradizione è una squadra, una società abituata a lottare sempre o per vincere tante volte, qualche volta per non retrocedere, quindi è una squadra che ha una mentalità forte, nelle difficoltà riesce sempre a trovare il modo per venire fuori. Col supporto anche del pubblico, sì, ma perché i tifosi sono veramente il San spesso e Catallo, volentieri il San Catallo e il San Catallo. 12° uomo in campo, no? Sì, anche fuori casa certe volte. Ma io il pubblico, infatti, quando parlavo di società, ambiente, parlo anche del pubblico. Quello è un ambiente abituato a lottare o per il vertice o per non retrocedere. Quindi sicuramente non commetteranno l'errore di ritenersi già salvi, lotteranno fino alla fine. Secondo me hanno ottime possibilità di centrare l'obiettivo e glielo auguro. Beh, una battuta su Campanella, Santo Palma me la deve fare, no? Conosci troppo bene Giovanni Campanella, quindi una battuta me la devi dare lo stesso. Beh, io ti dico una cosa, il mister Campanella è di sicuro, forse, senza forse, oggi è l'allenatore più rappresentativo del calcio siciliano. Condivido questa cosa. Gente come lui, come Pippo Strano, hanno attraversato tante ere, hanno visto passare tanti allenatori che magari hanno visto tanti giocatori anche. No, di giocatori e hanno formato degli altri allenatori. Uno fra tutti è Filippo Raciti, ad esempio, no? Sì. Che è stato fra Campanella e Strano per tanti anni, quindi no, per dirti però. Sì, no, è sono vero, uomini da portare. Sono stati dei maestri. Sono dei maestri, sono uomini da portare come esempi, ma veramente come esempi, perché di quello che è il loro calcio, che è diverso da quello di tanti allenatori odierni, loro ne hanno fatto non solo una bandiera, ma sono anche riusciti a cambiarlo, perché hanno attraversato da allenatori tantissime ere e tantissimi nuovi allenatori, ma sono ancora attuali. Questa è la cosa che ci sorprende in positivo, no? Cioè, uno può pensare che ci sono tanti anni, infatti però sono ancora attuali. Questo è quello che li contraddistingue, anche la loro fame che hanno, quello che trasmettono alla loro età. Non che siano vecchi, ci mancheranno, mister, non mi permetto. Dall'alto della loro esperienza. Perfettamente. Invece tornando al campionato di Serie D, lasciami fare il solito applauso che io faccio quando parlo di questo campionato per le società siciliane, fatta eccezione alla Ciriale che sta lassù. Le tre società che secondo me meritano degli applausi sono il Licata, il Paternò e il Sant'Agata, perché hanno lavorato veramente bene, non hanno speso dei capitali folli. Hanno investito sui giovani. Hanno investito sui giovani e sulla qualità. Sì. Come vedi, Licata è riuscita a piazzare addirittura il primo e il secondo, terzo capocannoniere nello stesso girone, sono due ragazzi 2000, quindi vuol dire che c'è conoscenza. Sconosciuti tra l'altro. Sconosciuti, ma vuol dire che c'è conoscenza. Certo, chiaro. La stessa cosa è il Paternò. Uomini mercato per la prossima stagione. Due direttori sportivi molto importanti nella nostra piazza siciliana, che sono Giovanni Martello e Vittorio Strianese, che sono due uomini di calcio veri e che riescono a fare cose vere. Condivido. Per fare cose vere ci vuole una società importante, un allenatore importante, ma soprattutto ci vuole un direttore importante.
Condivido assolutamente questa tua dichiarazione. Adesso ci guardiamo la vittoria fuori casa della San Cataldese 3-1 contro il Santa Maria Cilento. È cominciata adesso la sfida del Carrano tra Santa Maria e San Cataldese. Koulibaly diventa un pallone buono per Kunzi, il tacco per Maggio. Maggio, la conclusione! Intanto Maggio per Kunzi potrebbe calciare, preferisce andare da Ovisak. Ovisak in aria, si accentra Ovisak, il tiro! Si gira il 21, la conclusione che per poco non inganna Valenti. Parte Maio invece con questa conclusione, la respinta di Valenti. Brunetti, la traversa. Break allora della San Cataldese che prova a distendersi in contropiede proprio col numero 5, un cost to cost da parte del numero 5 che indovina il gol della domenica. Vitolo, Ovisak può puntare Fuschi, arriva Todisco, entra in area di rigore Todisco, la mette sul secondo palo, il colpo di testa di Maio. Parte Masullo, Kunzi, che occasione! Si accentra Kunzi, pallone sul secondo palo, il colpo di testa di Domenico Maggio e arriva il pareggio del Santa Maria. Rotulo, Simonetti, attenzione a Rotulo, dentro per Manno, la mantiene Manno e arriva il gol della San Cataldese con, dovrebbe essere Balistreri. Pallone che arriva nel cuore dell'area di rigore. Attenzione, Grieco decisivo. Pallone dentro per Rotulo e arriva il 3-1. Poi il pallone arriva dalle parti di Balistreri. Maio si accentra alla conclusione con i pugni Valenti. E arriva adesso il triplice fischio al Carrano. La San Cataldese vince per 3-1. Se non sbaglio, credo di aver visto bene sulla ripartenza del gol loro c'era un netto fallo da rigore. Però siamo sempre qui a parlare di episodi. L'atteggiamento poi che poi non ha avuto una continuità. Abbiamo fatto una fatica per fare l'1-1 e poi sembra proprio di mettere il coltello nel burro, prendiamo gol con una facilità assurda, quindi me ne assumo tutte le responsabilità, tutte le colpe, perché sono io il responsabile di questa squadra e davvero rimango forse pure senza parole, perché sembra tutto inspiegabile sinceramente. Evidentemente è una questione di atteggiamento, è una questione che io non riesco a farmi capire bene dai calciatori. Io ti ripeto, sono il primo responsabile e mi prendo tutte le responsabilità su cose che abbiamo detto e ridetto, evidentemente. O non mi faccio capire oppure c'è qualcosa che non va, sinceramente. Abbiamo fatto una settimana forse una delle migliori sotto tutti i punti di vista, ci siamo allenati benissimo. Poi dico sempre che la domenica poi è un'altra cosa. Bisogna avere tanta attenzione, tanta predisposizione al sacrificio. Ti ripeto, in questo momento forse non riesco nemmeno a trovare le parole giuste per poter dare una spiegazione, perché sembra così irreale il tutto che sinceramente non riesco a inquadrare bene la situazione. Ti ripeto anche su cose che proviamo e riproviamo. Siccome gli errori sono continuativi e stanno venendo spesso, c'è qualcosa che non va. Un'altra battuta la voleva dire Michele sulla San Cataldese. Sì, premesso che sono d'accordo con il direttore, poi l'ho anche detto io, i complimenti a Campanella, certo, che ha cambiato completamente il trend della stagione. Volevo aggiungere che siccome io ho un grandissimo amico a San Cataldo che è Lirio Torregrossa, ex assolutamente, nome bomber, super conosciuto, leggenda a San Cataldo. Che ha giocato con me 2 anni e al quale sono molto legato anche affettivamente. Lui, per completezza, ecco, siccome io mi metto anche dalle parti degli allenatori, mi ha parlato molto bene anche del mister precedente,
Alessandro Settineri, che l'anno scorso mi tocchi il cuore. Tocca il cuore. Sia per Lirio che per Settineri. Sappiamo, abbiamo avuto anche ospite Alessandro qua in trasmissione. E lui l'anno scorso, siccome io parlo ogni mese, parliamo un paio d'ore al telefono, facciamo chiacchierate lunghe sul calcio, lui mi parlava benissimo di questo mister e del dispiacere terribile che ha avuto nel momento in cui è stato esonerato e niente, quindi volevo solo aggiungere questo. La tua nota è giusta e ti faccio i complimenti perché da addetto ai lavori, da allenatore, hai fatto un riferimento positivo ad un tuo collega e questa cosa è secondo me una delle cose più belle che possa fare un allenatore, che tra l'altro neanche conosci di persona. Vabbè, a te abbiamo toccato il cuore su Alessandro Settineri, però Alessandro, anche su Lirio, dai, con Lirio ho sempre però Alessandro è una persona troppo intelligente nel mondo del calcio, spesso e volentieri la troppa intelligenza rischia poi di essere fraintesa e spesso e volentieri si paga un po' questa cosa. Ma io ti dico che non ha pagato solo Alessandro, ha pagato anche Lirio, certo, ha pagato anche Massimo. Sì. Probabilmente loro tre da questa storia, sai, hanno tratto una grande esperienza. Assolutamente. Perché il campionato d'eccellenza è una cosa e quello di Serie D è un'altra, e quando si va in Serie D bisogna saper anche fare qualche sacrificio e non solo dopo quando l'acqua arriva alta oltre la testa. Bravo. Senti, ma in Serie D c'è una Cavese che fa paura a tutti, una Cavese che vince contro il San Luca, una Cavese che vuole assolutamente ritornare in Lega Pro, però dovrà fare i conti secondo me con troppe squadre. Ma sono tutte squadre organizzate per vincere. Cavate Tirreni, forse che tra tutte insieme a Cirale è quella che ha anche più storia fra quelle che anche la Mezzia Terna, non scherza. Assolutamente sì, però Cava e Acirale addirittura Acirale ha fatto anche la B, per dirti, per assurdo, anche se è stato poco, però sono squadre fatte per vincere. Lì credo che il cortomuso da qui alla fine di questo campionato, in questo campionato sarà fondamentale, vincerle tutte, anche solo 1-0. Anche solo, cosa che sta facendo la Cavese in questo periodo. Ma perché nel calcio, vedi, oggi nella parte finale contro i punti. Oggi il calcio l'hanno fatto diventare una scienza complicata. Però contro i punti adesso. No, però quando poi le partite sono importanti, basta l'1-0 stare tranquilli, se non prendo gol ne faccio uno e vinco, e così avviene del resto. È vero, ed è successo infatti alla Cavese che vince contro il San Luca 1-0. Guardiamo gli highlights. Siamo in Calabria e stanno per scendere in campo le formazioni di San Luca e Cavese in una partita valevole per la 28ª giornata del campionato di Serie D Girone I. Si comincia, quindi D'Angelo recupera il pallone, lo gioca lateralmente su Banegas, buona azione della Cavese. Banegas sul sinistro, tira rasoterra, Crucitti, palla sul sinistro, Crucitti cerca di non dargli il sinistro, D'Angelo, e vince il pallone. D'Angelo, proteste da parte del pubblico di San Luca. D'Angelo offre un bel pallone a Allegretti, pizzicato in posizione di fuorigioco, colpo di testa di Romizzi sul lancio di Berman, poi di prima Banegas per Baccio Terracino. Gestisce il pallone Antonio Baccio Terracino, si è scostato anche Maesano, poi la palla viene offerta a Banegas, bloccato da Berman che alza il pallone a campanile. Altobello, ma ora c'è una spinta, calcio di rigore per la Cavese. Banegas contro Scuffia, rincorsa, sinistro, rete, ale, bum 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 bum, viva, palla che giunge dalle parti di Allegretti che tira, adesso rimessa per il San Luca che avanza con il tocco in direzione di Suraci, parte il traversone con la palla che termina direttamente sul fondo. Maesano, ancora Maesano, Muniz di prima, Crucitti si è liberato, attenzione, Maesano, il cross, palla che esce direttamente sul fondo e adesso si comincia. Calcio di avvio della ripresa battuto dai sanluchesi. Crucitti, il traversone, colpo di testa, miracolo del portiere Anatrella. E poi attenzione, la palla è nella zona di Giampaolo che poi favorisce la conclusione e palla sul fondo, ha sfiorato il pareggio il San Luca. Berman che rilancia, poi il pallone rilanciato da Romizzi. Baccio Terracino, arresta il pallone Baccio Terracino e lo ferma in calcio d'angolo proprio Tamir Berman. Colpo di testa ora di Baccio Terracino, Allegretti tutto regolare, Allegretti prova ad andare via, Allegretti, area di rigore, Allegretti, c'è il tocco di mano ma è tutto regolare, la rimette in mezzo
parata di Scuffia, Suraci si gira, prova ad evitare l'intervento, perde la palla Suraci, raddoppio di marcatura efficace, adesso Potenza, il sinistro di Potenza, scatta in profondità Godano, ma Anatrella deve uscire, può respingere di testa, Potenza al centro, ecco Banegas che effettua il traversone, area di rigore, tiro, miracolo di Scuffia sulla conclusione di Corigliano, Foggia, bellissima palla per Carbonaro, il tiro di Carbonaro, parata del portiere, poi finisce a terra, il tiro di sinistro di Crucitti, parata del portiere e poi viene ancora attaccato scorrettamente Anatrella, punizione per la Cavese, Anatrella, c'è Godano e adesso viene sanzionato con il rosso, finisce qua la partita. La Cavese ha battuto il San Luca per 1-0 con il gol di Banegas al 28esimo minuto. Grande gara per quanto riguarda un campo molto difficile, sentivo che insomma negli ultimi 2 anni ha fatto solo 2 sconfitte questa squadra, quindi era veramente complicato, però i ragazzi soprattutto nell'approccio e nell'interpretazione sono stati molto bravi a fare un po' quello che avevamo visto durante la settimana e che si era preparato. Siamo andati in vantaggio, poi forse il secondo tempo inizialmente abbiamo concesso qualcosina abbassandoci un po' e ci sono state le occasioni per chiudere la partita, però ecco, gli va dato solo merito perché oggi era veramente complicato poi su questo campo sviluppare fino in fondo un bel gioco. C'è stata l'intenzione, ci sono stati momenti dove abbiamo fatto la partita sporca e ripeto, tutto sommato io credo che sia una vittoria meritata perché poi fondamentalmente c'è stato l'intervento di Anatrella all'inizio secondo tempo, mentre noi siamo riusciti comunque a creare un po' di più. La distanza dalla Gelbison rimane quella, però comunque dobbiamo essere fiduciosi perché oggi, ripeto, abbiamo fatto una vittoria importante su un campo molto complicato, adesso c'è la sosta che ci permetterà di recuperare energie, dove si ripartirà subito con 3 partite in una settimana, quindi ecco, capita nel momento giusto. Ogni settimana e ogni gara va contestualizzata, però sto vedendo un gruppo che sta dando continuità in tal senso, si sta maturando, sta trovando il giusto equilibrio nell'entusiasmo di quello che è un risultato positivo piuttosto che un appuntamento complicato come quello di oggi, quindi questo fa ben sperare. Poc'anzi si parlava del Città di Sant'Agata, una squadra messinese certamente che sta furoreggiando in queste ultime settimane, ennesima vittoria fuori casa, questa volta a Licata. Michele, un campo difficile contro una squadra arcigna guidata secondo me magistralmente da Pippo Romano, un Città di Sant'Agata che secondo me sta mettendo le basi per la prossima stagione. Io credo che se tutto viene inquadrato già da adesso, la prossima stagione possiamo vedere il Sant'Agata cercare di vincere il campionato di Serie D. È una sensazione personale. Questo non lo posso dire, questo non lo so. Posso dire che siccome ho seguito il Sant'Agata in questi 2 anni sta facendo un percorso secondo me eccezionale. Sempre in crescita. Sì, ma come sempre nel calcio non è un caso, perché secondo me loro l'anno scorso dall'arrivo di Giampà hanno fatto un'ottima seconda parte di campionato l'anno scorso e poi secondo me, a quanto ho visto, società e allenatore hanno agito in grande sinergia, in grande comunione proprio sono arrivati tanti ragazzi anche giovani portati proprio dal mister, c'è uno staff, il mister con Vanzetto, molto organizzato e molto coeso sia dentro che fuori dal campo, la società è seria, le potenzialità economiche sono buone perché conosco questa realtà perché è vicino appunto a dove abito io, Barcellona, Pozzo di Gotto, quindi ci sono tutte le componenti, ecco, ma secondo me la cosa fondamentale è che si è fatto un percorso graduale di crescita e soprattutto attraverso
una sinergia dell'allenatore e società, perché nel calcio secondo me questo è fondamentale, sembra banale ma in realtà è fondamentale. È vero, è vero. E con qualche senatore. E con qualche senatore che è fondamentale Vedi per Cicirello, l'esperienza. vedi Calafiore, certo. sono giocatori che sono ormai a Sant'Agata da qualche po' di anno tempo, e certo. sono due giocatori molto forti. Calafiore in categoria è un giocatore, lo era Cicirello già i suoi gol li ha 7 sempre anni fatti, fa. Cicirello è venuto fuori proprio dall'eccellenza in un Sì, percorso sì, di e allora, crescita. di crescita. Calafiore fa questa categoria da più di 10 anni quando la faceva con Due Torri ed è un giocatore che secondo me nella totalità della sua carriera è stato sottovalutato. Io ho provato sempre a portarlo con me quando sono stato in squadre top in eccellenza per vincere il torneo, vedi Cirale, non sono mai riuscito a portarlo. Però questi sono due giocatori che ti ho menzionato, su cui poi il 2003 portiere straniero Lettone, che è fondamentale. Ieri a Samachè è riuscito a parare di tutto, ieri ha parato di tutto, perché uno legge il risultato e dice, beh, ieri Licata non so come, non avrebbe segnato neanche se avesse tirato con... È vero, è vero. Però un buon lavoro, veramente un buon lavoro, anche di Leo Vanzetto, che tra l'altro è un ragazzo che in quel ruolo, essendo un ragazzo d'oro Leo, io lo conosco abbastanza bene, siamo frequentati anche quando lui ha fatto anche Beach, perché ha fatto anche allenatore di Beach Leo. Ma lo ti staff danno una grande mano, lo staff è ma oggi non è Michele facile, lo ha confermato ancora ma non è facile farlo capire alle società, pagare uno staff, guarda che non è facile. Lo staff non vuol dire dare alle persone 300-400 euro. Certamente. E avere uno staff tecnico importante vuol dire lo staff tecnico lo deve realizzare soprattutto l'allenatore in prima, è lui che se lo porta lo staff, perché deve lavorare con serenità. Assolutamente. Sì, però magari ti comporta un piccolo costo iniziale in più, però dopo se i risultati sono questi... che è un costo che devi fare prima dei calciatori. I risultati arrivano. Meglio prendere un giocatore in meno. Anche due, è uno di staff in più. Diceva, poi non gioca lo staff, però io preferisco così, mister. Guardiamoci gli highlights, la vittoria fuori casa è importantissima per la squadra di Giampà, un Sant'Agata che sbanca Licata. Vittoria finale per 2-0 per la squadra messinese. Le squadre stanno per fare l'ingresso in campo con una terna tutta siciliana. Il direttore di gara, il signor Davide Mattina di Palermo, collaborato dal signor Pietro Anile di Acireale e il signor Alessandro Gennuso di Caltanissetta. Il cross di Candiano di testa, Calaiò anticipa tutti, ma non riesce a centrare lo specchio della porta. Prima azione dunque pericolosa, era andato un po' a vuoto il portiere lettone Beters. Dalla sua re, il cross in mezzo. La prende di testa poi Candiano, il tiro sbilenco, Samachè, l'altro tiro che viene deviato. Cappello si avventura in un dribbling pericoloso, riesce a tenere con un po' di fortuna e audacia il pallone tra i piedi e poi se ne va tagliando in mezzo al campo. Serve Samachè, Samachè palla sul destro a giro, palo pieno di Samachè. Il velo di Minacori gliela restituisce Samachè, azione pregevole delicata che manovra, tutto di prima intenzione, e il cross di Candiano, Samachè, Peters la prende, la respinge, ma palla ancora viva per Minacori, ancora Candiano. Candiano, pallone filtrante per Cappello, palla che rimane lì, Cappello, Minacori nel traffico dell'area di rigore, nulla di fatto. Buona la finta di Cicirello con Alagna, serve proprio Cicirello, pallone in mezzo, la salva Truppo, Alagna! Sbaglia un rigore in movimento, azione clamorosa per il Sant'Agata che ha avuto due volte l'occasione per bucare la porta di Truppo che prima ci ha messo una pezza, poi sulla ribattuta non è stato bravo proprio il nuovo entrato Alagna di sinistro a centrare la porta che era sguarnita. Altro pallone per Minacori, posizione buona dell'attaccante Samachè, Samachè, il tiro! Alto, ha provato a coordinarsi Samachè. Pallone per Sannia che alza un campanile pericoloso. Samachè la tocca per Minacori, Minacori per Samachè, Samachè la salva, Beters salva il risultato, il portiere del Sant'Agata con il tiro a botta sicura di Samachè. Alagna si avventura, serve a destra e c'è il fallo. Ammonito Calaiò che tra l'altro era anche diffidato, salterà Giarre, va Catalano.
pallone che passa e si insacca all'angolino, passa in vantaggio il Sant'Agata, gol dell'ex, ha segnato Giovan Battista Catalano, minuto 18, Licata 0, Sant'Agata 1, una punizione che non ha lasciato scampo a Truppo e che si è spenta nell'angolino alla destra del portiere del Licata. Alagna entra in area, pallone basso anticipato, Suaré sembra Brugnano e il raddoppio del Sant'Agata. L'imbucata per Samaché, posizione regolare, Samaché, il tiro e il palo aiuta Beters. Anche questa volta graziato dal legno Beters, che non aveva trattenuto il tiro ravvicinato di Samaché. Altro pallone lungo di Orlando a cercare la corsa di Gueye, posizione regolare Gueye, il tiro fuori di poco, filtrante buono per Talla, pallone in mezzo, arretrato, diventa preda di Cipolla. Altro cross, Gueye, il salvataggio di Bekers e Samaché da 0 metri, la caccia fuori, ma ancora una volta determinante il portiere del Sant'Agata su Gueye, poi Samaché da una posizione vicinissima al palo non è riuscita a metterla dentro. Il Sant'Agata sbanca lo stadio giallo-blu e vince per 2-0, le reti entrambe nella ripresa ad opera di Catalano e di Mazzone. Prima di chiudere il campionato di Serie D voglio parlare un po' del Troina. Nel frattempo sono partite le immagini di questa vittoria fondamentale, volendo, per la squadra di Galfano, 2-1 contro una diretta concorrente alla salvezza. Un 2-1, ed inizio subito anche con Michele, un 2-1 che secondo me conferma che questo Troina ancora le sue carte se le può giocare. Se non ci fossero stati quei 6 punti di penalizzazione, questa squadra era ancora lì, in piena super salvezza. Il Troina secondo me ci deve credere ancora, ci può credere, a parte che ha un allenatore molto bravo come Galfano e secondo me assolutamente, vedendo la classifica, ci sono tutte le possibilità per arrivare a fare i play-out e poi giocarsi tutto lì. Sicuramente hanno avuto qualche difficoltà durante l'anno, i 6 punti di penalizzazione gli hanno creato ulteriori problemi. Tra l'altro 6 punti eliminati proprio all'inizio della stagione, sì. Per cui insomma si sono levati subito il peso, però poi forse hanno pagato lo stress di questa partenza super e adesso qualche partita, insomma la squadra è andata in affanno, Santo, però è anche vero che questo Troina batte un Rende che rende sempre cara la pelle. Beh, il Rende è una squadra di, sai quelle squadre di categorie, no? Sì. Quando uno vuol definire una squadra di categoria, basta che tu definisci il Rende in Serie D, è una squadra che ogni anno si salva, sì. E l'anno dopo te la ritrovi sempre. Sul Troina posso dirti che probabilmente sono stati, non hanno indovinato tutto all'inizio, perché è vero, la penalizzazione era pesante, -6, no? Sì. Però non sono subito riusciti a fare una squadra, hanno dovuto cambiare tecnico, è arrivato Galfano che giustamente ha avuto bisogno anche del suo tempo, dopodiché la squadra ha cominciato a reagire, è ovvio che sono ancora in lotta. Però qualche settimana fa Galfano era stato messo in discussione. Ma più che discussione, però vedi, questo è il grande, come posso dirti, il grande difetto delle società, e non solo siciliane, a maggior ragione di quelle siciliane, perché se poi andiamo a guardare bene, le squadre che stanno rischiando di scendere giù sono tutte siciliane. Purtroppo una sì. È già scesa, Biancavilla, il resto andrà a riempire i campionati di eccellenza. E allora magari io mi porrei qualche domanda su quello che non accade, oppure del perché gli altri possono essere più bravi di un altro ancora. Perché il Paternò è più bravo o il Licata? Cioè non sono i segreti di Fato, ma andiamo a studiarli, vediamo cosa succede in una società come del perché. È vero, è vero, è vero. Beh, vedremo cosa succederà adesso nelle prossime settimane, scontri diretti per la salvezza e scontri diretti anche nella zona calda della classifica. Attendiamo certamente con ansia questo scontro tra Città di Aciriale e Gelbison tra qualche settimana. Noi adesso ci fermiamo, c'è la pausa pubblicitaria, tra poco rientriamo in studio e parleremo dei 2 gironi del campionato di eccellenza. Rimanete con noi.
Eccoci rientrati, amici di Penalty, tutto il calcio di cui il calcio vero non parla mai, come al solito l'appuntamento con il calcio dilettantistico siciliano, il martedì sera alle 21 con la replica anche il mercoledì dopo le 23:30. Voglio anche ricordarvi che ci sono 2 appuntamenti da non perdere sul canale 17 di Telerent 7 Gold, quelli con Penalty ore 13, dove come al solito c'è il focus dedicato ai campionati dilettantistici siciliani. Seconda parte che inauguriamo con il campionato di eccellenza e partiamo subito con il girone A. Nona giornata di ritorno, guardiamo subito il tabellino dei risultati di domenica. Agragas 2018 batte Cus Palermo 3-0, Rindiata Canicattì Mazzarese .2, Castellammare batte Enna Calcio 1-0, Unitas Sciacca batte Casteltermini 2-1, Don Carlo Misilmeri batte Parmonval 2-0, Mazzara Calcio e Oratorio San Cile e San Giorgio 0-0, Rindiata pure Monreale Nissa FC ed infine Profavara batte Dolce Onorio Marsala 1-0. In classifica, seppur non giocando, il Canicattì rimane solitario, in testa con 57 punti, con 49 Agragas 2018, con 47 Don Carlo Misilmeri, 44 punti il Profavara, 40 la Mazzarese .2 insieme all'Enna Calcio, 37 punti Nis FC, con 36 l'Unitas Sciacca, con 34 punti Oratorio San Cile e San Giorgio, Parmonval e Castellammare, 29 punti il Mazzara, con 12 punti Casteltermini e Monreale, 11 punti Dolce Onorio Marsala, chiude la classifica il Cus Palermo con 8 punti. Ricordiamo che debbono recuperare una partita il Canicattì, la Mazzarese .2, Nis FC ed il Monreale. Si ritorna in campo domenica prossima, questo è il tabellino degli incontri: Parmonval Canicattì, Agragas 2018 Don Carlo Misilmeri, Dolce Onorio Marsala Mazzara Calcio, Enna Calcio Cus Palermo, Nis FC Casteltermini, Oratorio San Cile e San Giorgio Monreale, Mazzarese .2 Profavara ed infine Unitas Sciacca Castellammare. Per iniziare a parlare di questo girone A voglio puntare i riflettori anche sul Canicattì che, seppur non giocando domenica, ha confermato di essere l'assoluta leader di questo girone A del campionato di eccellenza. Hai seguito lo stesso questo girone, anche se chiaramente tu da protagonista vivi il girone B, ma questo girone A secondo me ha confermato grandi qualità. Ho seguito anche il girone A, dove rispetto al girone B ci sono delle piazze molto importanti come Canicattì, Agragas, Nissa, Enna, Mazzara, tante società che diciamo hanno fatto... sono 6-7 squadre che potenzialmente questo campionato lo volevano vincere. Sì, che hanno fatto negli anni, tanti anni, la Serie D, sono espressioni di piazze importanti, hanno anche organici molto forti. Il Canicattì mi sembra che ormai abbia vinto per quanto riguarda ha in pugno la Serie D, anche se ancora materialmente non l'ha vinta, giusto? No, però insomma sembra che l'abbia vinta, dall'esterno sembra che ormai possano perderlo solo loro il campionato. È vero. E poi ci sono un altro gruppo di squadre, Agragas, Profavara. Ecco, parliamo un attimo dell'Agragas, così poi vedremo gli highlights della vittoria contro il Cus Palermo. Lo scontro adesso con la Don Carlo, Santo, sarà proprio domenica. Questo scontro Agragas-Don Carlo Misilmeri sarà probabilmente un vero e proprio spareggio per la classifica prospettiva playoff. Sì, sarà importante per quel che riguarda le posizioni nei playoff, no? Perché ormai il Canicattì è bello che è andato, anzi a proposito, credo che va fatto i complimenti a tutto l'ambiente Canicattì, perché ci provano da un paio d'anni. Beh, hanno messo gli elementi che sono stati però sai, quando non riesci anno, è facile sì. smontare tutto, invece loro sono rimasti lì sul pezzo, hanno combattuto. Stagione dopo stagione. E finalmente sono riusciti, no? Beh, dopodiché invece sì, queste sono partite del Ribesco che servono relativamente a poco, se non a trovare quelle posizioni in classifica. Beh, la griglia è importante, no? Puoi giocare su tanti risultati. Poi. Sì, assolutamente sì, è importante la griglia, ma poi nei playoff i valori sono valori. Chiaro, ogni partita è... Io ne ho visti tanti playoff, sia di eccellenza che di promozione, su 100 partite, in 97 i valori sono sempre venuti fuori. Poi sono quelle 2 o 3 volte che però ti ribesco i valori, credo che l'Agragas, dove secondo me, sai, quando cambia allenatore è sempre una sconfitta della società. Chiaro. Quindi probabilmente però in questo caso è stata positiva la scelta della società. Ma questo si vedrà poi alla Giuseppe fine. avesse fatto poi un lavoro fine, sai, sbagliato. Sai, se
se è stata positiva o qualora, poi questo ce lo dirà il campo alla fine, i risultati. Però io, indipendentemente da quale società è, io ritengo che quando una società è costretta a cambiare allenatore, la prima cosa che fa è recitare il mea culpa. Perché se tu sei costretto a mandare l'allenatore che hai scelto, vuol dire che sicuramente hai qualche sbagliato. cosa non era stata hai sbagliato fatta tu bene. a scegliere l'allenatore. Dopodiché credo che comunque questo è un bel girone. È un bel girone, è vero. Dove è una squadra anche come la Pro Favara, che ha infatti, anche un mix fra giocatori giovani. E se ne parla poco. Io non lo so, è un po' nascosta no, è questa che squadra. magari sai, non sei un gran bel centro, perché certo, però non sei Agrigento, non sei magari Canicattì, allora magari è normale, dai, le squadre un po' più con più pubblico attirano di più, anche se il Favara è una squadra storica. È un centro molto seguito, È un sì, assolutamente. Ribesco, non mi aspettavo la caduta libera del Misimene di Utro. Beh, succede, paghi forse lo scotto di una tensione che era diventata forse troppo... La caduta libera è diverso, sai, in un periodo breve stavi correndo per andare primo e ti ritrovi veramente... Purtroppo sono stati due... mi sembra strano perché è una società comunque, anche quella costruita è fatta ha anche dei grandi giocatori, attenzione, non ha l'organico del Canicattì, perché io credo l'organico del Canicattì in questa categoria... Non ce l'ha nessuno, non esiste, già leggi i primi 4 nomi della difesa, hanno vinto circa tra 10-15 campionati. Tutto con un allenatore giovanissimo. Con Lillo, a cui faccio tra l'altro Lillo Bonfatto, che è un allenatore giovanissimo, al debutto in categoria. Quindi quando hai delle idee le metti in campo, anche grazie a giocatori di esperienza, non dico che diventa tutto più facile, però ti aiuta poi a portare avanti il tuo credo calcistico. Sicuramente. Io... Bonfatto non lo conosco personalmente, però ne ho sentito parlare bene. So che la società lo ha scelto, lo ha supportato e i risultati gli danno ragione. Siccome io ho un debole, diciamo, per la categoria allenatori, posso parlare anche del mister della Pro Favara, che è un grande amico mio, Francesco Tudisco, che tra parentesi ha allenato in D, ha allenato un anno anche in C a Milazzo tantissimi anni fa, è stato capitano della Salernitana in B tanti anni, quindi sta facendo un ottimo lavoro. Sta facendo un ottimo lavoro e gli faccio i complimenti perché sta facendo un grandissimo lavoro. Tra poco parleremo del Pro Favara, per intanto guardiamoci gli highlights, la vittoria dell'Akragas 2018 3-0 contro il CUS Palermo. Tra poco la sfida CUS Palermo-Akragas, nona di ritorno in eccellenza Girone A, si gioca in anticipo. Partita importantissima per l'Akragas che ha conquistato il secondo posto in classifica. È tutto pronto per il calcio d'inizio di CUS Palermo-Akragas. Sarà Finessi a toccare il primo pallone della partita. L'Akragas deve vincere per confermarsi al secondo posto. Domenica prossima all'Esseneto la sfida Akragas-Misilmeri. Akragas in maglia bianco-azzurra, fischietta in bocca per giudice, inizia adesso CUS Palermo-Akragas con Yoboa, il lancio in avanti a cercare Pavisic, colpo di testa per Ferrigno, si salva la difesa del CUS Palermo, tutta l'Akragas in difesa, alza il braccio Sacco, fischia giudice, parte il numero 8, palla sul secondo palo di testa, Mazza, attenzione Di Carlo, la palla ancora lì, attenzione, batti e ribatti e poi la parata super di Di Carlo sul colpo di testa del numero 4 Coglitore, palla gol importantissima per il CUS Palermo al terzo minuto di gioco. Prestia col sinistro, palla sul secondo palo, Pavisic, spara la porta, poi servito Cipolla, il capitano non va, palla fuori di un niente, Akragas ancora vicino al gol. Poi la Vardera per Finessi che ha spazio per avanzare, poi Prestia che rimane a sinistra, il cross invitante, il tiro in porta ed è un super gol di Peppe Prestia, la spacca lui la partita al minuto 17 del primo tempo, super gol di Prestia, 1-0 Akragas. Il destro di Finessi, palla sul secondo palo per Cipolla di testa, Mortillaro, che parata di Mortillaro, insiste l'Akragas, Ferrigno, la conclusione a giro, Mortillaro, ancora lui, Finessi, una magia per liberarsi dei due avversari, il cross per Pavisic, lo stop di Pavisic, poi Majorano, finta il tiro, pallone per Prestia, palla ancora viva, Prestia, cross morbido, allontana Terrasi e poi Mazza per il contropiede CUS Palermo. 40esimo,
Cipolla, pallone a sinistra per Prestia, altro stop da campioni, il cross meraviglioso, Pavisic e il gol di Santiago Pavisic, cross al bacio di Prestia e tocco sotto misura con la testa di Pavisic che segna ancora e l'Akragas è avanti 2-0 contro il Cus Palermo al 41esimo. Pavisic, la Vardera per Prestia, settimo della ripresa, palla imboccata per Pavisic ma fa buona guardia Salamone, palla ancora per l'Akragas con un ottimo Di Giorgio che recupera il pallone, poi la Vardera, se ne va la Vardera, mette il turbo sulla corsia destra, la Vardera, il cross col braccio, un avversario, calcio di rigore per l'Akragas, sì, abbiamo visto bene, netto il fallo con la mano di Alioto. Parte Pavisic, la conclusione 3-0 Akragas, doppietta per l'italo argentino Santiago Pavisic che non si ferma più. Parte il giovanissimo Certa, la conclusione, palla alta sopra la traversa. Non c'è più tempo, finisce qui Cus Palermo, Akragas vince nettamente con merito l'Akragas per 3-0. Nel primo tempo hanno segnato Prestia e Pavisic, nella ripresa rigore di Pavisic per il definitivo 3-0. Akragas che blinda il secondo posto e domenica prossima all'Esteneto sfiderà il Misilmeri. Attenzione, attenzione, perché poc'anzi abbiamo parlato del Pro Favara, però punto dopo punto la salita dell'Unitas Sciacca, e nel frattempo sono già partite le immagini della vittoria fuori casa a Casteltermini, vittoria per 2-1 per la squadra dello Sciacca. Questo Sciacca fa paura, secondo me, deve far paura perché ha un seguito non di poco conto a livello di pubblico, il blasone lo conosciamo tutti. Secondo me le prossime domeniche potrebbero far sì che lo Sciacca con qualche altro risultato positivo può dire la sua anche nella griglia playoff. Michele. Sicuramente, lo può dire la sua lo Sciacca sicuramente come Lenna, come la Nissa, come diceva il direttore prima, adesso la lotta sarà per acquisire la posizione migliore, certo, per poi poter fare eventualmente la semifinale in casa, la finale in casa, mi pare che sono anche racchiuse nell'arco di pochi punti. Quindi... attualmente abbiamo l'Akragas 2018 con 49, 47 la Don Carlo, 44 il Pro Favara, poi abbiamo la Mazarese.2 con 40 insieme all'Enna, 37 la Nissa e volendo i 36 punti dell'Unitas Sciacca. Ecco perché io credo che anche l'Unitas Sciacca può dire la sua. Santo. Ma io credo che forse fino all'Enna potrebbero, poi può succedere di tutto, giusto? Ma anche per qualità di squadre, credo che forse fino all'Enna non penso la Nissa, anche perché ha cambiato così tanto che è quasi impossibile che possa lottare. Beh, valuta che sia Mazzara che la Nissa debbono recuperare una partita, quindi questo sì, potrebbe però io parlo cambiare la classifica nella totalità, poi può accadere di tutto, giusto? Però queste 4 squadre che ha davanti la Nissa, che poi sono più di 4, riesco a chiudere, penso che fino all'Enna potranno... Diciamo che il Nissa e Sciacca dovrebbero vincerle tutte e non possono sbagliare. Hai detto bene, ogni partita diventa fondamentale. In queste 6 partite avranno anche qualche partita con... le altre che si giocano, certo, qualche scontro diretto, altra cosa. È vero, è vero. Guardiamoci adesso la vittoria della squadra di Utro, la Don Carlo Misilmeri, gli highlights, la vittoria per 2-0 contro la Parmonval. La Don Carlo Misilmeri torna alla vittoria. Dopo 2 sconfitte consecutive, la squadra di Mister Sasa Utro ha battuto per 2-0 la Parmonval, che era reduce da 10 risultati utili di fila. La sfida inizia subito con una palla gol per la squadra di Mister Marco Aprile. È il terzo minuto, quando Serio va via in mezzo a diversi avversari, poi va alla conclusione con Zumbo che blocca in 2 tempi. Al 15° minuto, break offensivo del Misilmeri, pallone per Kwame che entra in aria ma viene chiuso in tackle da Ivan Tarantino. Il Misilmeri sale di ritmo e al 25° minuto ha una grande chance con Di Giuseppe, ma il suo tiro al volo non preoccupa Ciccio Tarantino. Al 33° i biancorossi passano in vantaggio. Cross dal fondo di Cerniglia, parla per Tiscione che va via tra 4 avversari e batte Tarantino sul primo palo. È 1-0 e per Tiscione è il 7° gol stagionale. Al primo minuto di recupero, sugli sviluppi di un calcio d'angolo, palla per Rappa che non inquadra lo specchio della porta. È l'ultima chance del primo tempo.
Nella ripresa, tiro cross di Fontana al 54esimo minuto che Zummo blocca senza problemi. Un minuto dopo il Misilmeri raddoppia, con Cialdi scarica all'indietro per Cerniglia, cross che arriva tra i piedi di Mendola che non sbaglia, e 2-0 è il sesto gol stagionale per Gigi Mendola. La Parmoval prova subito a farsi rivedere con una punizione dalla distanza di Serio, sfera sul fondo, e l'ultima chance per gli ospiti, poi per 3 volte la Don Carlo sfiora il tris. Prima di Giuseppe va via di forza, vede Tarantino fuori dai pali e tenta la conclusione che il portiere manda in calcio d'angolo. Al 75esimo errore di un fase di uscita di Cincotta, Bringas recupera la sfera e calcia dal cuore dell'area mandando sopra la traversa. All'85esimo invece cross di Miceri dalla destra, pallone che Manfred appoggia verso Lucero, ma il suo tiro termina poco a lato. Nel finale la Parmoval resta in 10 uomini per l'espulsione di La Mattina. È l'ultimo momento del match, con la Don Carlo che ritrova i 3 punti e tra 7 giorni sfiderà la Akragas. La grande delusione di questo girone A, e credo che qui insomma i miei ospiti me lo potranno confermare, secondo me è questo Mazzara Calcio, che all'inizio aveva sbandierato anche la sua voglia di essere protagonista in questo girone A, poi strada facendo è andata male, cambio dell'allenatore, hanno perso anche la finale di Coppa, rimane comunque il fatto che questa è una società importante e bisogna buttarle le basi per una stagione fondamentale il prossimo anno. Michele. Io ho visto la finale di Coppa Italia a Sant'Agata Ragusa Mazzara, quindi si aspettava anche un po' di più da parte del Mazzara, ma quella è stata una finale, una classica finale dove ci sono state poche partita occasioni secca, da entrambe le parti, poi il Ragusa, come spesso capita per caratteristiche a questa squadra, è andata presto in vantaggio e poi ha gestito la partita. Il Ragusa, se riesce ad andare in vantaggio, poi è difficile recuperare perché ha una capacità di chiudersi, di subire poco, e quindi è andata in vantaggio e ha gestito la partita. Il Mazzara a questo punto ovviamente deve cominciare a programmare la prossima stagione. Anche perché Mazzara, Santo, è troppo importante nello scacchiere calcistico siciliano. Squadra di blasone, squadra che ha un seguito non di poco conto, un centro che è quasi un capoluogo di provincia. Sì, però sai, sono anni che vedo Mazzara in difficoltà. Sono anni che quindi c'è del pessimismo. No, non c'è del io analizzo gli ultimi anni. Sì, effettivamente dobbiamo parlare con i fatti. Allora, io analizzo Mazzara nel 2015, fecimo la finale di Coppa Italia a Marsala con la Cireale, quindi l'analizzo negli ultimi 7 anni. Ho sempre sentito grandi cose. Sofferenza totale. In estate, ma poi nella pratica anno dopo anno è sempre stato così, e anche adesso mi sembrano un po' con un progetto con troppi giocatori oltre il 30 e forse anche il 35, cioè non vedo un'idea vera che possa portare il Mazzara fuori da quello che è l'eccellenza. Mi auguro che l'esperienza negativa della stagione possa aprire anche un po' il discorso per la prossima sotto un'altra prospettiva. Ma questo non lo so, onestamente. Poi se non vedo male vedo anche 2 squadre in sì, c'è anche la Mazzarese.2 che invece dall'altra parte ha una prospettiva programmatica interessante, anche con qualche giovane interessante. Sì, ma parliamo di 2 squadre in eccellenza. Ma quali sono le parliamo di Mazzara, che non è certamente io vorrei capire le prospettive di 2 squadre in eccellenza. No, non poi c'è. Se noi vogliamo fare non c'è prospettiva. Non parlo del Mazzara, parlo sempre per linee generali, perché oggi siamo tutti bravi, belli, a riempirci la bocca di parole da cui poi calcisticamente in realtà non conosciamo neanche il significato. È vero. Ma non perché poi chi ti guarda vede lo sviluppo di quello che dice e capisce che tu, cioè per dire, quindi belle parole, però Mazzara avrebbe bisogno di altro, ha bisogno di una società importante, di gente che fa calcio. Ed è sufficiente soltanto una squadra poi alla fine. Che vive di calcio, che sia sufficiente una squadra, se ne deve avere 2 in eccellenza non c'è neanche bisogno che lo diciamo, perché condivido. Una follia. Guardiamoci gli highlights, pareggio 0-0 con l'Oratorio San Ciri e San Giorgio. Ancora il Marineo in possesso del pallone sulla sinistra con un cross in mezzo a infastidire Pizzolato. Va alla battuta Lambraui in mezzo a cercare la torre di Punzi che non arriva per questione di centimetri. Bace prova a controllare, entrare in area di rigore, arriva anche una deviazione forse con un braccio da parte di Bognanni.
Palla in mezzo, Bace, la sponda di Bace, poi arriva il colpo di testa di Bulades. Bate recupera il pallone per il Mazara, El Amraoui salta anche Bognanni, poi suggerisce in avanti per Guaiana che controlla col petto. Non è preciso però il controllo di Guaiana, che poteva andare alla conclusione. Zerillo intanto batte il calcio, il fallo laterale. Palla poi messa in mezzo per Abate che colpisce di testa. Bella apertura di Bace con il petto per El Amraoui che fa secco Bognanni con una bella giocata. El Amraoui punta l'area di rigore, entra in area, El Amraoui mette in mezzo, guadagna un buon calcio d'angolo. Palla messa in mezzo, arriva l'intervento di Sanyong, poi prova a correggere Procida in rete, il Mazara si salva in qualche modo, ci prova poi Maggio. Prova ad allargare sulla destra per D'Agostino, palla ancora in mezzo per Rama, anticipato da Bulades. Costantino per El Amraoui che mette giù il pallone. El Amraoui premia l'inserimento di Bulades che mette in mezzo per Guaiana. Parte proprio Sanyong che conclude verso la porta, poi arriva anche la deviazione di Procida. Prova ad arrivare sul fondo, palla messa in mezzo per Guaiana che non ci arriva, poi Mendy calcia incredibilmente al lato il norvegese. Parte il capitano del Mazara, mette la palla in mezzo, la sfera, prova a allontanare la difesa del Marineo, la girata di Mendy e il super intervento in questa occasione di Sesai. Mazara che si fa trovare impreparato, in questa occasione D'Agostino vede Pizzolato fuori dai pali, D'Agostino entra in area, prova a concludere verso la porta, l'intervento di Pizzolato e Punzi poi. Marineo prova a ripartire, palla sulla sinistra per D'Agostino che prova la conclusione. E arriva il triplice fischio finale quando siamo al 95esimo. Titoli di coda anche su Mazara Marineo, terminata 0-0. Un brevissimo spazio pubblicitario perché poi parliamo subito del girone B e qui abbiamo uno dei protagonisti appunto di questo importante girone di eccellenza. A tra poco. Dai ragazzi, dai, è il momento nostro, La squadra, 95 minuti, tutto quello che abbiamo. Anche qui nona giornata di ritorno, i risultati di domenica certamente sono abbastanza clamorosi, soprattutto uno, il big match che si è giocato a Barcellona Pozzo di Gotto. Guardiamo comunque il tabellino. Città di Taormina batte Carlentini 1-0, Città di Viagrande SC Palazzolo 0-0, Ragusa Calcio batte Egea 1946 1-0, Nebros batte Acicatena 1-0, Santa Croce Real Siracusa Belvedere 1-1, Virtus Ispica batte Atletico Catania 5-0. Hanno riposato Città di Siracusa e Ionica FC. In classifica sorpasso del Ragusa Calcio proprio nei confronti dell'Egea 1946. Adesso la squadra di Raciti è in testa con 54 punti, con 53 la Ionica FC, 51 per Egea 1946, con 36 punti Nebros, 32 Carlentini e Città di Taormina. 23 punti Città di Siracusa insieme all'SC Palazzolo, con 22 Real Siracusa Belvedere e Virtus Ispica 2020. 19 punti la Cicatena, 14 Santa Croce, 12 punti Città di Viagrande, chiude la classifica l'Atletico Catania con -2.
Si ritorna in campo domenica prossima e domenica sarà certamente una domenica da attenzionare perché c'è un altro big match. Guardiamo comunque il tabellino completo. Città di Taormina Santa Croce, Acicatena Città di Via Grande, Atletico Catania Igea 1946, Ragusa Ionica FC, Real Siracusa Belvedere Nebros, SC Palazzolo Città di Siracusa ed infine riposeranno Virtus Ispica e Carlentini. Ho detto bene, c'è il big match, si ritorna in campo e vi giocate molto contro il Ragusa in casa del Ragusa. Come state preparando questa settimana importante prima del grande big match? Sappiamo che è una partita importante, il risultato di domenica scorsa, la vittoria del Ragusa a Barcellona ovviamente modifica qualcosina, però sostanzialmente per noi non cambia niente perché abbiamo sempre detto nello spogliatoio di pensare partita per partita. Noi adesso dobbiamo andare domenica a Ragusa, cercheremo di prepararci bene, sappiamo la difficoltà della partita. Quale potrebbe essere la formula per battere la squadra di Raciti? Perché Raciti ha un suo modo di giocare chiaro, io credo che lo stai studiando per bene proprio perché domenica devi colpirlo. Allora, premesso che loro quest'anno in campionato non hanno ancora perso. È vero, e questa quindi già è una cosa... È premesso che l'ultima partita che il Ragusa ha pareggiato, l'ha pareggiata a Santa Teresa 1-1, poi sono solo vittorie in campionato, quindi questi sono dati che qualcosa vogliono dire. Premesso che forse la partita dove loro hanno rischiato più di perdere è stata quella perché vincevamo 1-0, poi hanno pareggiato meritatamente, poi in quella partita sono rimasti in inferiorità numerica e sono stati anche bravi a gestirla, anche se a noi resta il rammarico che comunque un paio di occasioni le abbiamo avute in quella partita. Secondo me noi siamo stati la squadra che è andata più vicino a vincere contro di loro, anche se il pareggio poi alla fine è stato giusto. Detto questo, noi sappiamo come gioca il Ragusa sa come giochiamo noi. Per voi potrebbe essere la partita che vi porta in testa, con buone possibilità magari di vincerlo il girone, per il Ragusa potrebbe essere quasi una mezza matematica. Come dici tu, però come noi la prepareremo. Allora, io ho visto la partita ieri, secondo me l'aspetto mentale ieri è stato decisivo, determinante in quella partita. Era una partita dove poi alla fine sarebbe stato più giusto il pareggio perché ormai a pochi minuti dalla fine era solo 0-0. Ha vinto il Ragusa perché è una squadra molto brava a concedere poco e a sfruttare gli episodi per vincere le partite. Ripeto, noi conosciamo bene, abbiamo studiato il Ragusa, però altrettanto è vero che loro sicuramente ci conoscono. Nei vostri confronti. Domenica bisogna essere bravi a prepararla bene dal punto di vista tattico ma anche dal punto di vista mentale. Assolutamente, ma la bocciatura dell'Igea a questo punto, Santo, sarà una bocciatura che la squadra messinese si porterà anche sul finale di stagione? Cioè questa sconfitta con il Ragusa butterà quasi nel panico la squadra del presidente Barresi? Ma innanzitutto non parlerei di bocciatura perché comunque perdere uno scontro diretto, anche se c'è da dire che questo è un campionato particolare, nel senso questa è una classifica particolare, perché su questa classifica di eccellenza girone B ci hanno un po' giocato tutti, no? Ci giocava Barresi nelle dichiarazioni, ci gioca la Ionica quando comunica. E ci gioca anche un po' il Ragusa, no? No, il Ragusa non ci ha mai potuto giocare, perché il Ragusa è sempre stato quella che ha avuto meno partite tutte disputate sul campo, però un po'... e che in realtà, ascoltami, che in realtà è sempre stata prima, perché il mister ha dato un dato straordinario. Il Ragusa ha fatto tutte vittorie dal girone, cioè vince tutte le partite da un girone intero, quindi il Ragusa è sempre stato prima. E ha avuto un passo importantissimo. L'Igea ha fatto un gran campionato. Perché il passo dell'Igea, signori, è anche vero che perché queste squadre hanno un passo? Perché in realtà per queste tre squadre ci sono solo 3 partite, quelle che giocano fra di loro. Il resto è troppo. Poi da quando è che non si retrocede più, le partite della domenica sono diventate quasi una passeggiata. Il discorso anche dei playoff ormai praticamente... I playoff in realtà se non fosse per la Ionica, io non avevo proprio previsti i playoff onestamente. Manco secondo terzo, poi la Ionica è venuta subito. È vero quello che dice il direttore, però è anche vero che il Ragusa ha vinto, credo, adesso penso 10-11 partite consecutive a questo punto, perché adesso bisogna fare il conto, sì,
però noi ne abbiamo vinte 9. Certo. E all'interno di queste 9 noi abbiamo vinto a Siracusa l'ultima di andata, che era l'ultima partita che Siracusa poteva rientrare in zona È playoff. vero, voi avete vinto una partita fondamentale. Quella era una partita decisiva. Abbiamo vinto a Santa Croce la prima di ritorno, quando ancora la Leonzio non si era ritirata, e Santa Croce lottava per la salvezza. si giocava la salvezza, e abbiamo vinto in casa 2-0 contro il Carlentini, che eravamo quasi. Quella è stata una vittoria pesantissima per noi, anche perché il Carlentino è una squadra forte, attrezzata. Voi quest'anno state facendo, secondo me, un grande campionato, perché siete gli unici di Etered che non dovevate esserli. Voi vi siete ritrovati lì, ma perché c'è il lavoro, non per caso qualcuno vi ha detto state qua. No, non è questo, però voglio dirti, voi avete inanellato una serie di risultati importantissimi. Ecco perché prima parlavamo e ti ho detto, voi in teoria partivate dalla seconda fascia, no? Insieme al Taormina, e tu mi hai detto no, forse iniziamo a Taormina, no, noi iniziamo a Taormina sì, perché voi siete una grande società, avete un lavoro chiaro, avete degli stranieri importanti, perché sono dei giocatori argentini che oggi giocano in Italia, nelle nostre categorie, perché in Argentina, diciamolo pure, il calcio è quasi finito, perché non hanno un euro per pagarli, ragazzi. Quindi i giocatori che in eccellenza, e voi ne avete un paio, che in eccellenza fanno fatica, ma giocano per scherzare fra virgolette, Chiaro. comunque che hanno un tasso più alto ce ne sono tanti, quindi il vostro è un percorso da applausi. Però dico, malgrado questo dato, che hai fatto 9 vittorie di fila, oggi sei ancora a 4 punti con una partita in più, credo, e hai fatto un torneo da applausi. A un punto con una partita in meno. Scusa, a un punto con una partita in meno, capito? Cioè, malgrado questo risultato, hai fatto un percorso straordinario, sia l'Igea che il Ragusa, ma questo perché è accaduto? Perché non avete avuto nessun rivale. Questo è anche vero. È È stato un girone a 3, diciamo. Non c'è rivali, non ci sono rivali. È un format, e soprattutto il nostro campionato, che non funziona più. Sì, diciamo che secondo me è vero, e ci sono delle squadre come, ripeto, il Carlentini, che comunque fino a qualche domenica fa, la Nebros, no? La Nebros, il Taormina e il Siracusa, che secondo me per vari motivi avrebbero potuto prendere di più, fare qualcosina. Allora facciamo una cosa, ci guardiamo il servizio della vittoria del Ragusa contro l'Igea 1946, perché poi dopo a Santo Palma devo chiedere insomma un parere su questo Ragusa di questa stagione. Nella sfida più importante della stagione il Ragusa fa festa al Dalcontres Barone, batte l'Igea e mette una seria ipoteca sulla Serie D. La squadra di Filippo Raciti passa anche a Barcellona grazie alla rete del bomber Belluso e vola solitaria in testa al girone B di eccellenza, mantenendo inoltre l'imbattibilità in campionato. I giallorossi di Peppe Alizzi non riescono a conquistare la vittoria che cercavano e incassano la seconda sconfitta della stagione. La sfida, giocata sul filo dell'equilibrio, si apre subito con la tensione alta tra i calciatori, tanto che il gioco rimane fermo per circa 4 minuti e con il signor Petraglione di Termoli che alla fine espelle dalla panchina il secondo portiere del Ragusa Di Martino e il massaggiatore igeano Nino Sottile. Tornata la calma si torna anche a giocare al 12° Belluso calcia col destro non trovando lo specchio della porta. L'Igea non sta a guardare, 4 minuti più tardi rischia di passare con Boinea che impatta bene il cross di Incatasciato sfiorando di un soffio la traversa. Poi gli ospiti provano a colpire in contropiede, 60 secondi dopo Grasso lavora un buon pallone per Maimone che calcia dal limite chiamando Paterniti alla parata. Insiste l'11 di Raciti che torna a rendersi minaccioso prima con Valenca il cui sinistro in aria si spegne sull'esterno della rete e poi con Maimone che su calcio piazzato manda di poco alto sulla traversa. Ma prima dell'intervallo è l'Igea ad avere l'occasione per colpire con la conclusione di La Spada che impegna Busà a rifugiarsi in corner. Nella ripresa è ancora la formazione giallorossa a rendersi minacciosa con la punizione di Capitan Lucarelli che non c'entra il bersaglio per questioni di centimetri. Il Ragusa tenta la risposta e al 65esimo il tiro del neoentrato Randis non crea particolari problemi a Paterniti. 3 minuti più tardi è decisivo invece l'estremo azzurro Busà che si supera mettendo in angolo il destro a botta sicura di Stassi. Una parata che risulta decisiva perché al minuto 84 il Ragusa trova il gol vittoria quando Belluso raccoglie la conclusione di Maimone e da pochi passi mette alle spalle di Paterniti facendo così Igea 0 Ragusa 1. Rete pesantissima quella realizzata dal classe 94 che poi va a prendersi il meritato abbraccio dei tifosi azzurri. Ancora Belluso dunque l'uomo decisivo per gli Iblei e dopo aver deciso la finale di Coppa Italia d'eccellenza segna anche il gol che potrebbe risultare decisivo per il salto in Serie D degli azzurri. Nell'azione che porta al gol i ragazzi di Raciti già lamenta anche un fallo di Randis su Trimboli su cui il fischietto di Termoli non ravvisa gli estremi per il calcio di punizione. Con questo successo il nono fuori casa, il 17° complessivo
complessivo in campionato il Ragusa vola in testa alla classifica con 54 punti e mantiene anche lo 0 nella casella delle sconfitte, mentre l'Igea, che si ferma dopo 7 vittorie consecutive, scivola al terzo posto e rimane a quota 51. Abbiamo vinto, era quello che dovevamo fare per continuare a scalare, diciamo, questa vetta, quindi tutti contenti, tutti soddisfatti. Un grande complimento a tutti i ragazzi che ieri hanno giocato una partita strepitosa, un ringraziamento particolare a tutti i tifosi e gli ultras che sono venuti a Barcellona a tifare per questi colori azzurri. Adesso dobbiamo crederci fino in fondo, perché domenica abbiamo la partita con la Ionica, altra partita decisiva, e vincendo anche questa la strada sarà sempre più spianata verso la D. Ma ovviamente ancora mancano 6 partite, saranno 6 finali, tutte partite importanti, obiettivo vincere, quindi non è finito qua. Siamo contenti di questa vittoria, però dobbiamo capire che ci sono altre 6 partite da giocare, di cui domenica la Ionica, altra partita importantissima, e colgo l'occasione a tutti per venire allo stadio a tifare i nostri colori, perché non ci sono più scusanti. Sentiamolo questo parere di Santopalma su questo Ragusa che insomma ha dimostrato, tra l'altro vincendo anche la Coppa, di avere comunque una grande qualità all'interno del suo gruppo, che tu conosci ampiamente, insomma hai vissuto un'esperienza a Ragusa meravigliosa, campionato e Coppa con l'attuale allenatore Filippo Raciti. A cui auguro di fare di nuovo un'altra doppietta. Ci mancherebbe. No, devo dire la verità, il Ragusa è cresciuto in maniera graduale, perché hanno un'ottima società, fatta da persone serie, da ragazzi che sono tutti seri e che appartengono all'imprenditoria ragusana, che è un'imprenditoria ricca. Ricchissima, direi. Hanno fatto un gran lavoro sotto questo aspetto, e già questo è tanto oggi, perché quando c'è serietà c'è tanto. Si sono affidati già da tempo sotto l'aspetto tecnico a Filippo Raciti, quest'anno è addirittura arrivato anche Graziano Strano, ha dato una mano a Filippo e hanno fatto veramente un lavoro straordinario questi 2 ragazzi, compresa insieme a tutta la società, quindi posso dirti solo bene, ma non bene perché bene per quello che poi si vede, per i risultati che fanno, per quello che si dice Ragusa. Se tu senti i calciatori di Ragusa hanno poco da lamentarsi, così come sono sicuro che poco si lamenteranno i giocatori della Ionica o dell'Igea Virtus, perché avere una società importante è l'unica cosa che ti permette di poter poi arrivare a questi obiettivi. Non ci sono tanti segreti, tante cose nel pallone. Come finirà questo scontro domenica? No, non so come finirà. Un pronostico, dai. Non so come finirà il risultato. Di sicuro il Ragusa ha il vantaggio di giocare. In casa. Secondo me quali sono i vantaggi delle 2 squadre? Il primo, il Ragusa ha il vantaggio di poter giocare anche su 2 risultati. Parliamoci in termini franchi. Questo è anche vero. Tenere ipoteticamente a -1, ma con un'eventualità di -4 la Ionica insieme al massimo -4 dell'Igea, secondo me a 5 turni alla fine potrebbe equivalere quasi ad avere un passo e più in Serie D. Di contro qual è il vantaggio della Ionica? Quella che secondo me è spensierata, mentre l'Igea aveva 2 milioni di pressioni, così come Ragusa, perché erano 2 squadre fatte per vincere questo torneo. Quando non lo vinci, chi non lo vince delle 2 ha fallito, anche se poi non è così. Questa è la regola del calcio, ma non è così effettivamente. Io non credo che la Ionica sia partito per vincerlo, quindi diciamo questa spensieratezza e poi il fatto di vedere arrivare 20 argentini rumorosi, sai, con sta cassa che cominciano a fare musica quando già scendono dal pullman, non so, cioè, fa colore. No, questa è una cosa che nel nostro calcio di cui si parla molto, sai, mister e 2 giocatori nello spogliatoio, sì, è vero, con la musica forte, è vero, è una cosa che da noi non è inusuale e che comunque si parla, non credo che ci abbia avuto problemi da qualche parte, credo che tutti vi abbiano accettato e fatto fare un po'. Anche se non c'è l'abitudine completamente inusuale questo, e quindi magari qualche società ci ha anche chiesto magari di abbassare il volume. Soprattutto gli spogliatoi sono vicini. Ma io a questo proposito volevo dire questo, che
fa parte della loro cultura. Assolutamente. Io non avevo... Personalmente mi piace. Io non avevo perché questa... è colore, è forza. Sì, ma loro è il loro modo di prepararsi. Poi ovviamente se c'è il mister della squadra avversaria che sta parlando nello spogliatoio vicino, sono io che gli chiedo di abbassare il volume. Certo. Però non deve essere interpretato come spavalderia, come spacconeria. No, non credo che forse qualche volta, viene Succede. forse interpretato così, però colgo l'occasione per dire loro fa parte della loro cultura, loro allenamento, prima, dopo, mettono la musica, poi spengono, vanno in campo e giocano. E alla fine se vincono festeggiano e se perdono stanno zitti. E volevo dire questo, se quelle poche volte che abbiamo perso hanno festeggiato le squadre avversarie, l'Igea da noi ha festeggiato e i miei giocatori vanno dentro e stanno zitti. No, ma era solo per chiarirlo, perché alcune volte viene interpretato male questa loro cultura, però io non perché li alleno, sono ragazzi eccezionali. Ti ho dato un bell'assist. Sì, mi hai dato un bell'assist. Sono ragazzi, mi hai dato un bellissimo assist, ti ringrazio, perché sono ragazzi ovviamente caratteriali, perché hanno la loro... anche su quello da noi si parla molto, proprio sul carattere che hanno, perché sono argentini e si sa che quando vai non mollano quando vai in casella ionica è dura, Ma io perché corrono, combattono in maniera sappiamo giusta, anche, come è giusto che sia. Come tu ben sai, sappiamo anche che non è neanche facile andare a giocare sui campi catanesi, perché il fattore caratteriale c'è anche lì, ed è una bella cosa. L'importante è che si mantenga nei limiti, diciamo, dell'agonismo e della correttezza sportiva. Voglio parlare adesso del Città di Taormina che vince contro il Carlentini, vittoria importante perché in un certo senso forse il cammino del Carlentini a questo punto si ferma certamente con questa sconfitta. Guardiamoci gli highlights. Nona giornata del girone di ritorno nel girone B del campionato di eccellenza. Il Città di Taormina viaggia alla volta del Sebastiano Romano di Carlentini per affrontare la formazione allenata da Natale Serafino. Adesso Emanuele presta a Nino Caruso, gli ruba il pallone, lo stesso schizza dalle parti di Santino Biondo che punta a Spampinato, lo fa fuori, la mette dentro Biondo con il mancino, c'è Emanuele che la raccoglie di testa alla torre verso Viscuso che mastica un po' la girata centrale e blocca San Filippo. Rinvio dal fondo di San Filippo, la gioca corta con Tornatore che restituisce palla, attenzione a Biondo che presta, San Filippo la palla è per Charlie Famà che tentenna, poi tenta un pallonetto alto. Era una grande chance per Charlie Famà. Urso, il lancio lungo, Biondo col petto verso Famà, una buona azione, Famà la restituisce a Biondo che entra in aria, rientra sul destro e messo giù da Spampinato, si gioca per il signor Zangara, ma c'è l'aggancio di Spampinato su Santino Biondo, come vediamo anche dal replay. Fabrizio Scapellato fa fuori Ancione, fa fuori anche Emanuele. Una buona azione di contropiede, palla allargata a destra, c'è il tiro, serie di rimpalli, Emanuele, è strano, la palla schizza Carbonaro con la porta vuota, calcia sull'esterno della rete, grandissima chance, sciupata dal Carlentini. Giocando bene, Leonardo Viscuso la fa filtrare verso Urso, la mette dentro, Tornatore, anticipa Strano che si dispera, la palla resta lì, la raccoglie Charlie Famà, prova a far respirare un po' i suoi, la affida ad Ancione. Immediata la palla dentro di Ancione, Emanuele col destro, Tornatore fa un miracolo dopo il rimpallo ed è calcio d'angolo. Famà il tocco d'esterno verso Viscuso, la palla messa dentro e respinta da Tornatore, ancora Viscuso alimenta l'azione, Famà la difende col fisico su D'Arrigo, poi la gestisce, va in palleggio, dentro Urso di testa, Strano, Urso al volo, San Filippo in calcio d'angolo. Caruso la tocca verso Famà, ha un po' di spazio, Charlie Famà allarga a destra, c'è la sovrapposizione di Viscuso che poi col tacco verso Orazio Urso, entra in area Urso, la mette dentro, Biondo, colpisce male, la palla resta lì, Emanuele non trova la deviazione, poi Famà in palleggio ancora, Famà col ginocchio, si gira, in sforbiciata, imprecisa la soluzione di Charlie Famà, sale velocissimo Urso, lo ignora Famà e calcia, San Filippo, un bel colpo di Reni. E allunga in corner. Ancione allarga su Pantano, ha un po' di campo, Daniele Pantano lo prende tutto, il tocco su Biondo, il rimpallo tra Biondo e Tornatore, Pantano da Rico, deviazione decisiva, palla sfiora il palo ed è ancora calcio d'angolo. Strano, lotta, c'è Famà che allarga a destra dove sale sempre puntuale Orazio Urso. Urso finta il traversone, rientra sul sinistro, poi ancora sul destro, la mette dentro Biondo, fa 1-0. Santino Biondo è fuori gioco.
Dubbia la chiamata dell'assistente, sembrava in gioco Santino Biondo, sia D'Arrigo che Tornatore, forse sono saliti un po' in ritardo. Nino Caruso, il tocco su Daniele Scapellato, che cerca Caruso ma trova Fabrizio Scapellato che si libera di trovato. Scapellato col sinistro, si distende Cirnigliaro, attenzione Carbonaro, ancora Cirnigliaro. Il campanile in aria, lo domestica Alessio Emanuele, fa subito ripartire il contropiede della città di Taormina con Salvostrano che tocca verso Ginago, in campo da una manciata di minuti per Pantano, la palla d'esterno verso Famà che carica il destro. San Filippo respinge con i pugni, arriva ancora Ginago, soluzione larga. Viscuso prova a farla filtrare verso Emanuele, anticipato da Caruso. Ancione ha una grande idea ed è un bel lancio per Charlie Famà che ha tanto campo a sinistra. Si propongono dentro Strano e Biondo. Famà la mette dentro col sinistro, c'è Salvostrano che fa 1-0 all'85esimo. Dopo tantissime occasioni create, il Città di Taormina l'ha finalmente sbloccata quasi sul finire. 5 minuti di recupero, Famà gestisce questa palla, il tocco su Biondo, si gioca per la norma del vantaggio. Biondo, Alessio Emanuele accanto, lo serve Emanuele, il controllo sinistro, alto, ma non c'è più tempo. Il Città di Taormina ritrova la vittoria dopo le 2 sconfitte con i J Ionica. Successo molto importante, molto meritato, assolutamente meritato per le tante occasioni create al Romano di Carlentini, che rilancia la formazione di Beppe Furnari. Vuole chiudere la stagione nel miglior modo possibile, vuole tante delusioni. Complimenti comunque alla squadra di Furnari, vittoria pesante in un campo difficilissimo come quello di Carlentini. Ci è servito anche per introdurre la parte finale di questo girone B del campionato di eccellenza e voglio passare ai saluti anche ai nostri 2 ospiti. Iniziamo con Michele Campo, sarà una settimana impegnativa, intensa, bella perché poi insomma preparare una partita così fa piacere, no? Certo che fa piacere. Tra l'altro tu mi dicevi che lo scorso anno eri allenatore della Triestina giovanile, quindi Primavera. è la dimostrazione che ti sei veramente calato bene nella realtà del calcio dilettantistico siciliano, prima da ex calciatore, adesso da allenatore. Ma io sono cresciuto qua come calciatore, quindi fino al 2002 ho giocato qua, quindi mancavo da qualche anno. Però... Non hai mai allenato però in Sicilia? No. È una terra che... ti dà gli stimoli giusti per allenare? Diciamo, io calcisticamente sono cresciuto qua, quindi la realtà la conoscevo, è cambiata ma non tantissimo, nel senso che tantissimi addetti ai lavori, dirigenti, allenatori magari li conosco, giocatori no perché sono magari mancavo da qualche anno, però la realtà la conosco. Per quanto riguarda i campionati dilettantistici, secondo me eccellenza, è più stimolante allenare in Sicilia piuttosto che magari in Friuli Venezia Giulia, ecco perché. Anche se però lì secondo me le strutture saranno migliori. E ti credo, perché in Friuli Venezia Giulia c'è freddo, lui abitando a Santa Teresa Riva, perché vive a Santa Teresa Riva, giustamente, se ne va al mare e ci credo che è meglio qua. Dove l'acqua è sempre fredda, anche d'estate. Ma è sempre bella, io ci vado sempre in estate, ma è sempre bella, guarda. No, anche lì ci sono ovviamente delle realtà importanti, poi per esempio in Veneto, in Emilia Romagna l'eccellenza sono campionati importanti, in seguiti Lombardia anche, sì, è vero. seguiti, magari in Friuli Venezia Giulia un po' meno, però sicuramente allenare in Sicilia è stimolante. Bene, allora speriamo di rivederci presto, possibilmente anche con delle belle soddisfazioni tue personali. Grazie. Complimenti e in bocca al lupo anche per domenica. Grazie, viva il lupo. Salutiamo anche Santopalma, polemico, estroso, dinamitardo, ma ci piace perché Santopalma ci dà colore all'interno anche della nostra Non credo trasmissione. di essere però polemico. Polemico. Sai, no, ma è un Non sei aggettivo, polemico? ma no, è un aggettivo che mi è sempre stato messo addosso. Però sai perché? Perché probabilmente è un modo di dire le cose troppo crudo, che può sembrare polemica. Beh, ma in realtà molte volte sono... esprimo pensieri che poi non sono realtà, però esprimo pensieri anche calzanti in base al discorso. A noi la che tua facciamo. verità ci piace, sappilo. Quindi e sai benissimo che a penalty fa sempre piacere avere la tua presenza, proprio perché tu sei una persona che non le manda a dire, ma le dici di faccia. Del resto essere persone, secondo me essere uomini è questo. Ti vogliamo rivedere presto in campo anche. Beh, onestamente non ti dico la verità, a differenza di tanti altri anni, oggi non ho forse neanche, non ti dico la voglia, perché sai il calcio è stato, lo faccio 24 anni il direttore, no? Da 24 giorni. Lo so. Però dico la verità, oggi per me sarà molto difficile poter rientrare.
Molto difficile. Sì, perché vedo poco accanto a me. Vedo molto poco, e poi dico la verità, io non credo che oggi la prima categoria dove puoi fare leggermente poco di calcio è la Serie D, ma un pochettino, quindi credo che poi, sai, a una certa età, dopo tanti anni che fai, se non hai fatto altro perché non l'hai meritato di fare altro, attenzione, quindi magari sai, è il momento infatti col calcio ho allentato moltissimo. L'ultima battuta, ritorni a fare beach la prossima estate? No, anche sul beach questa è una conferma che ci dai. Bene, sì, assolutamente, ma era una cosa che ho ottenuto per me, però era una cosa decisa l'anno scorso, quando dopo le 2 coppe vinte abbiamo fatto l'ultima tappa a Venezia, andai dal presidente e dissi già che per me il rapporto tra me e il Catania che finiva lì in maniera... Anche se bisogna dire mai stop. Perché comunque tu sei ritornato dopo 7 anni, vuol dire che, e anche quando fu nel 2014 ci lasciammo proprio a fine stagione, quindi come vedi sì, però poi l'essere serio e essere una persona vera magari poi col tempo ti ripaga, sai, magari lì per lì ti fa sembrare condivido pesante, e sono assolutamente però poi ti ripaga, perché chi, sai, io conoscendo Bosco non è un uomo che richiama, anche perché non ti offre una squadretta così. Ti quindi dà se ti in richiama mano è perché ti una riconosce realtà comunque internazionale. e questo è quello che mi ha dato un grandissimo piacere. Grazie a Santo Grazie a te, Palma. grazie per essere stato ospite. Noi ci fermiamo perché abbiamo un'altra pausa pubblicitaria, tra poco parleremo del campionato di promozione e lo faremo con un top player della categoria. Rimanete con noi. Rieccoci di nuovo insieme, telespettatori di Gold 78 HD, canale 78 del digitale terrestre. Abbiamo adesso da inaugurare la parte dedicata interamente al campionato di promozione e per l'occasione abbiamo l'allenatore del Mazzarone Calcio, Samuele Costanzo, che ritrovo dopo qualche mese. Ciao Samuele, ciao, ben trovato. Grazie mille per l'invito. Che bella stagione quest'anno con questo Mazzarone, assoluto dominatore, anche se questo Modica fa un po' paura, del girone D. Sì, diciamo che... Stanno andando bene le cose. Stanno andando bene le cose, sicuramente non vanno bene per caso. Come ben sai, dietro c'è tanto programmazione, una società importante, un direttore importante. Ci siamo seduti a giugno per parlare di questo e oggi ci troviamo qui a giocarcela fino alla fine. Tra l'altro finalmente a Mazzarone anche una realtà calcistica strutturata con uno stadio meraviglioso, perché da quello può partire un progetto un po' più impegnativo. Sì, Mazzarone ricordiamo che sono 3.000 anime, forse è una struttura importante, attaccata al campo abbiamo un palazzetto al chiuso dove possiamo usufruire quando c'è brutto tempo, abbiamo la palestra, un settore giovanile importante affiliato con la Fiorentina. Quando dico che dietro a una società ci sono persone serie che hanno voglia di spendersi per lo sport in un paese, penso che sia la cosa migliore. Assolutamente. Da cosa nasce cosa. E poi c'è l'uva, che è la più buona del mondo secondo me. E poi c'è l'uva, sì, l'uva che fa la sua parte. Hai seguito gli altri gironi del campionato di promozione? Diciamo di sì, però in questo momento c'ho tanto che pensare a quello mio. Quindi, giustamente, non dico che li stai sottovalutando, ma in questo momento ti concentri molto assolutamente più. Sì, assolutamente anche perché l'ultima giornata ci sarà un Mazzarone Modica che fa paura. Fa paura, sì, ma dal punto di vista calcistico possiamo dire che è tanta roba. Chiaro. Quindi vedremo quello che succede. Bene, allora partiamo subito con i risultati e lo facciamo chiaramente con il girone A.
Settima giornata di ritorno, guardiamo subito il tabellino per quanto riguarda questo interessante girone A, dove abbiamo la conferma della Resultana San Lorenzo. Questi gli incontri che si sono giocati domenica. Città di Carini batte Alba Alcamo 1-0, strabiliante vittoria della Resultana San Lorenzo 5-0 contro il Casteldaccia nel big match di domenica, pareggio tra Città di San Vitolo Capo Raffadali, 4-0 della Folgore Castelvetrano contro il Lascari Cefalù. Gangi batte Super Giovane Castelbuono 2-1, pareggio tra Camarat e Fulgatore 2-2 ed infine Partinica Audace batte Villabate 2-1. In classifica questa vittoria certamente contro il Casteldaccia permetterà alla squadra palermitana di vivere un po' più tranquillamente questa parte finale della stagione, sicuramente brindando anche alla promozione in eccellenza. In classifica la troviamo al primo posto con 49 punti, con 42 il Casteldaccia, 41 Folgore Castelvetrano, 36 il Gangi, 34 punti il Fulgatore, 33 Raffadali, 30 Lascari Cefalù, 27 Alba Alcamo, 25 Città di San Vitolo Capo, 20 punti per Città di Carini e Partinica Audace, 16 il Camarat, 13 punti Super Giovane Castelbuono, chiude la classifica il Villabate con 11 punti. Certo fa sensazione come in un big match come quello tra Casteldaccia e Resultana San Lorenzo vince la squadra che attualmente è prima in classifica ma vince in casa del Casteldaccia con un risultato così forte, 5-0, è la dimostrazione che spesso e volentieri l'esperienza, e il Resultana ne ha tantissima, probabilmente fa la differenza? Sì, magari a volte sono quelle partite dove oltre all'aspetto tecnico-mentale c'è altro, è qualcosa che poi che ti nasce dentro, che c'hai come giocatore, che c'hai come ambiente, che c'hai come società. E ti trascina, poi magari le giornate ingappi in una giornata storta e poi il risultato è quello che è. Qualche settimana fa avevo sentito il presidente della Resultana San Lorenzo e riteneva questo scontro con il Casteldaccia probabilmente un incrocio importante per la vittoria finale di questo girone. Adesso l'ultimo potrebbe essere la Folgore Castelvetrano, Folgore che sappiamo benissimo per tradizione certamente può far tanto in questa parte finale della stagione. Ma sai, adesso siamo alla fine, quando si è alla fine dopo 6 mesi con tutte le vicissitudini ci sono stati quest'anno, stop, non stop, inizi, non inizi, Covid, sai, sono stagioni diverse dove magari programmi una cosa, poi te ne spunta un'altra, magari ti trovi in un momento importante e sei bloccato dal Covid. Una stagione particolare, secondo me sono 2 stagioni in una, io la definisco, perciò non è tutto scontato, non è tutto semplice. Tra l'altro dobbiamo sperare che la prossima stagione sia veramente, finalmente più tranquilla, no? Perché già da 3 stagioni questo Covid ha creato certamente tantissimi problemi organizzativi e anche di salute per tantissimi atleti. Hai detto bene, organizzativi sì, perché dopo la pausa di Natale dovevamo iniziare la prima settimana, poi è stata svoltata la seconda, poi alla terza, poi abbiamo iniziato alla quarta. Non è semplice preparare, perché tu programmi una cosa, poi te ne trovi un'altra. Mentalmente i giocatori, comunque queste categorie, ricordiamoci sempre, siamo sempre dei dilettanti. Che magari sottolinei questa cosa ed sì, è giusto. Perché magari noi da Mazzarrone siamo tutti dopo lavoro. E questa è una cosa da sottolineare, non nessuno vive di calcio o ci alleniamo alle 3 di pomeriggio come magari qualche società fa. E quindi non è semplice. Non è semplice, assolutamente. Guardiamo subito adesso il tabellino del girone B che comunque questa domenica non ha giocato proprio per motivi di Covid con tantissime partite da recuperare. Guardiamo il tabellino. L'unica partita che si è giocata, guarda caso, proprio è una partita che è stata rinviata qualche settimana fa, la vittoria del Pro Falcone 1-0 contro il Gioiosa. Ma guardiamo adesso il tabellino degli incontri che invece si disputeranno in questi prossimi giorni, che completeranno a questo punto a tutti gli effetti finalmente questa classifica del girone B.
Le partite che verranno recuperate saranno Castelluccese, Rocca Acquedolcese e Milazzo Gioiosa mercoledì 16, mercoledì 30 si recupereranno Torrenovese, Rocca Acquedolcese e Sinagra Calcio contro la Castelluccese ed infine mercoledì 6 aprile Rocca Acquedolcese, Valdinisi, Castelluccese, Promende. Proprio sulla Rocca Acquedolcese, una squadra che in questo momento è in testa, però deve ancora recuperare 3 partite, quindi fare poi questo tour de force non è certamente ottimale per una squadra che poi il campionato lo vuole vincere. È quello che è successo a noi, che poi abbiamo avuto 6 partite in 15 giorni, dove tu magari... Pagandone le conseguenze. Pagando le conseguenze, sì, perché poi se sei costretto naturalmente a vincere, però sai che gli altri non giocano e tu quelle partite sono importanti che magari ti dà quella distanza che all'inizio avevi, che poi ti trovi a perdere perché... Il giocare di mercoledì ci sono tantissime Chiaro, soprattutto nel mondo dei dilettanti, no? Perché molta gente lavora e quindi rischi di non avere una formazione mai al completo. È sempre così. È vero. Guardiamola comunque la classifica attualmente prima dei recuperi che ci saranno nei prossimi giorni. In testa abbiamo la Torrenovese con 38 punti, 36 punti per la Rocca Acquedolcese, con 35 il Promende, 33 il Profalcone, 31 Messana e Milazzo, con 28 Sant'Angiolese, con 23 punti l'Atletico Messina, con 22 la Castelluccese, 19 punti per la Gescal, 17 per il Gioiosa, 14 Sinagra Calcio, 12 punti il Baldinisi ed infine la Stefanese con 8 punti. Da ricordare dunque che a questo punto 3 le partite da recuperare per la Rocca Acquedolcese e la Castelluccese, mentre invece una partita solo da recuperare per Torrenovese, Promende, Milazzo, Gioiosa, Sinagra e Baldinisi. Tenendo presente che questa domenica, grazie alla pausa, si è recuperata la partita di Coppa Italia Promozione proprio sempre con la Rocca Acquedolcese che ha pareggiato 0-0 contro il Sinagra Calcio, accedendo a questo punto al turno successivo della Coppa Italia. Coppa Italia che voi avete un po' mollato, forse perché vi siete anche resi conto che su 2 campi è sempre molto difficile barcamenarsi. Questo è poco ma sicuro, ritorniamo sempre al discorso di dilettanti. Immagina di dover recuperare partite mercoledì, giocare le partite in Coppa, mica l'abbiamo snobbata o messa da parte, abbiamo giocato i turni, siamo usciti ma non abbiamo fatto drammi, ci siamo concentrati sull'obiettivo principale che era il campionato. È più a portata di mano, no? Attualmente. Sì, a portata di mano sì, poteva essere anche la Coppa, ma sai, la Coppa arriva all'ultimo e non vince e non hai fatto nulla. Quindi secondo me la Coppa la senti quando già inizi a fare quarti, semifinali, capisci che è un obiettivo, potrebbe essere un obiettivo importante. Allettante. Quantomeno. Guardiamoci il recupero che si è giocato sabato, la vittoria del Profalcone 1-0 contro il Gioiosa. Nel recupero della 18ª giornata del girone B di promozione, il Profalcone sbanca Lenzo Vasi di Gliaca di Piraino battendo per 1-0 il Gioiosa e portandosi in zona playoff. Seconda vittoria fuori casa del campionato per la squadra di Paolo Bitto che approccia bene alla gara sfiorando il vantaggio prima con Carini, il cui destro da fuori è messo in angolo da Devoto, poi con Cannizzo che servito da Carini chiama il portiere alla parata e infine con Maisano che viene lanciato in aria da Carini calcia a colpo sicuro da pochi passi trovando però un super Devoto a negargli la gioia del gol. Il Gioiosa non sta a guardare, alla mezz'ora risponde con una doppia occasione di Zavaglia prima che costringe Valenti alla respinta in tuffo e sul proseguo dell'azione Restivo conclude col mancino ma l'estremo giallo-rosso si salva in angolo di piedi. Prima dell'intervallo altro squillo falconese con Zurka che trova la parata centrale di Devoto. Nella ripresa è ancora la squadra ospite a rendersi minacciosa con Zurka che calcia col destro trovando la respinta in angolo di Edoardo Collura e dal successivo corner a golli di testa sfiora il palo alla destra del portiere. Al 51esimo però il Profalcone rimane in 10 uomini per l'espulsione di Cannizzo che si becca il secondo cartellino giallo della sua partita dal signor Alessi per il fallo su Totollucca. Il Gioiosa prova a sfruttare l'uomo in più ma il tiro di Zavaglia al 53esimo è ben disinnescato in angolo da Valenti, mentre la conclusione sempre del numero 10 Granata un minuto dopo trova la decisiva respinta in scivolata di Chiofalo. Poi al minuto 59 il fischietto palermitano
palermitano ristabilisce la parità numerica, espellendo anche il capitano del Gioiosa, Luciano Regina, che si becca la seconda munizione della sua partita per un tocco col braccio. Il Pro Falcone ci crede, cercando la rete del vantaggio. Al 61esimo Michalizzi di testa non inquadra lo specchio della porta. 7 minuti dopo Agolli ci prova in acrobazia sull'angolo di Carini, ma Devoto non si fa sorprendere, e al minuto 71 il destro dalla lunga distanza di Chiofalo esce di poco sul fondo. Il Gioiosa è comunque in partita e tenta di alleggerire la pressione giallorossa con Ricciardello, che al 73esimo impegna Valenti alla parata in angolo, e dal successivo corner De Gregorio di testa non riesce a superare Valenti, che risponde presente. Poi però il Pro Falcone torna ad attaccare, e dopo la super parata di Devoto che mette in angolo la botta da fuori di Carini e Maisano, che dal tiro dalla bandierina seguente non c'entra la porta di testa da buona posizione, i giallorossi passano al minuto 78 quando Di Salvo raccoglie il servizio di Carini e, presentatosi davanti a Devoto, non sbaglia, mettendo alle sue spalle il pallone che vale di fatto l'1-0 per i suoi. Una rete pesantissima messa a segno dal capitano falconese, che fa esplodere di gioia la sua panchina. Per Alberto Di Salvo è anche la 7ª rete in campionato. Sulle ali dell'entusiasmo la squadra di Bitto prova a chiudere i conti, ma il colpo di testa di Agolli è bloccato centralmente da Devoto. Con questo successo, il 9º in campionato, il Pro Falcone sale in classifica a quota 33 punti e si porta al 4º posto in zona playoff, mentre il Gioiosa rimane in quart'ultima posizione con 17, ma con una gara ancora da recuperare. Voltiamo pagina, adesso parliamo del girone C. Anche qui, 7ª giornata di ritorno, guardiamo i risultati di domenica. FC Motta batte Mister Bianco 1-0. Belpasso FC 2014 batte Armerina 4-1, Atletico 1994 batte Lavinaio 1-0, Rinviata Atletico Nissa San Gregorio, vittoria del Città di Calatabiano 4-2 con la Gimnica Scordia, Rinviata pure Don Bosco 2000 Leonfortese ed infine vittoria del Realaci 1-0 contro il Ciclope Bronte. Beh, questo secondo me è un girone che bene o male hai seguito, no? Sì, è un po' più vicino è un alla po' più realtà vicino, di Mazzarone. Ragazzi che conosco, che ho allenato, quindi tra virgolette seguiamo di più anche per dove è posizionato. Sì, qui conosco qualche squadra, conosco il Motta, conosco Realaci. Penso È un girone dove 3 squadre su tutte, perché squadre oltre su alle tutte. 2 che hai detto c'è anche la Leonfortese. C'è la Leonfortese. Mi sa che una delle 3 forse ancora è in Coppa. Sì, sì. E quindi Sia Realaci che Leonforte sono in Coppa ancora e quindi questo è un se la bel giocheranno campionato, ancora. assolutamente sì. Certamente la partita clou era quella difficile del Realaci proprio contro una squadra arcigna come il Bronte. Vittoria finale 1-0 per il Realaci, guardiamo il servizio. Un'altra partita insidiosa per il Realaci, stavolta opposta al Bronte, che recentemente ha pareggiato contro la Leonfortese e ha fatto penare non poco il Motta. Le due squadre prima di iniziare osservano un minuto di silenzio per ricordare il padre di Federico Saccullo, giocatore del Bronte. Poi cominciano le ostilità e il Bronte si fa vedere sulla sinistra con Scafidi, con questo traversone, allontanato da Pennisi. Poi Bozzanga. Per Di Blasi, in profondità per Castelli. Castelli anticipa l'uscita di Palermo, si defila. Ancora Castelli, va all'1 contro 1 contro Merito, lo punta, lo salta, ancora Castelli, il piatto! E il pallone che fa la barba al palo. Al 20° minuto ancora la sfortuna si abbatte sugli attaccanti Granata, stavolta a farne le spese Castelli, costretto ad uscire per un infortunio muscolare. Al suo posto entra Lele Garozzo. Pennisi trova bene nel cerchio di centrocampo Marino, subito al lancio lungo per Garozzo, anticipato. Arriva De Carlo che alimenta l'azione, ancora da Garozzo, stop con la coscia, l'indietro da Licata. Licata da uno sguardo e mezzo, il tiro cross, Palermo respinge, poi Di Blasi, ancora Palermo. E poi in qualche modo la difesa brondese si salva. Il tacco di De Carlo di prima ancora per Licata, si sposta il pallone sul destro, Licata a giro! Gran colpo di Reni di Palermo. Un altro calcio piazzato per il Granata, stavolta va Garozzo che passa la barriera, ma ancora Palermo è attento in tuffo.
De Carlo, rimessa lunga all'interno dell'area per Garozzo, grande stop, si gira Garozzo il sinistro, respinge con i piedi Palermo, poi contatto fra De Carlo e Sottosanti, ma l'arbitro lascia proseguire. Lancio per Garozzo, a contrasto con Basile che lo ferma in qualche modo, poi irrompe De Carlo, 2 volte di testa, si porta avanti il pallone, ancora De Carlo, entra in aria, De Carlo, il mancino, e il pallone attraversa tutta l'area piccola. Prova a farsi vedere in attacco il Bronte con Proto che si difende dall'attacco di Romeo e serve sulla corsa San Filippo, ha spazio il numero 22. Cerca il sinistro, respinge Vitale e poi Campanella lo anticipa e difende la rimessa dal fondo. Calcio d'angolo per i padroni di casa, lo batte De Carlo. Sul secondo palo per Campanella, miracolo di Palermo che salva la sua porta. Ancora in corner, sempre De Carlo dall'altra parte, al centro per Pennisi, ancora Palermo insuperabile. Rimessa laterale per gli ospiti, testa di Leanza. Per Proto, a contatto con Romeo, poi interviene Bozzanga che riesce a togliergli il pallone, Romeo scodella ancora per Bozzanga, che mette ordine e serve Marino che è libero, sulla 3/4, Marino da fuori! Pallone al lato, ancora una rimessa per il Bronte. Si lotta su tutti i palloni, poi la difesa granata riesce in qualche modo a liberare, sponda di Garozzo che favorisce De Carlo in aria, De Carlo! Non inquadra lo specchio della porta. 78esimo, rimessa di Tola per Napoli. Uno sguardo in profondità per la torre di Pennisi che favorisce Garozzo, Garozzo in aria, Garozzo, il destro, Lele Garozzo, il Real Ace in vantaggio, il 6º gol in campionato di Lele Garozzo, non segnava da 7 giornate ma questo è un gol pesantissimo per la classifica e arriva il triplice fischio, il Real Ace batte il Bronte col minimo scarto grazie alla rete di Garozzo e rimane in testa alla classifica con 2 punti di vantaggio sul Motta. Ma non c'è tempo di rilassarsi perché mercoledì riparte la Coppa Italia Promozione e i Granata affronteranno in trasferta nei quarti di finale d'andata il Resultana San Lorenzo, capolista del girone A. In classifica conferma dunque per la squadra leader del Real Aci con 52 punti, a seguire 50 l'FC Motta, con 45 la Leonfortese, 39 Atletico 1994, 32 punti Atletico Nissa, 29 Belpasso FC 2014, con 23 Gimnica Scordia e Ciclope Bronte, 19 punti l'Armerina, 18 per la Don Bosco 2000 insieme al Mister Bianco, 15 punti il Città di Calatabiano con 14 il Lavinaio insieme al San Gregorio. Una partita in meno dunque per Leonfortese, Atletico Nissa, Don Bosco 2000 e San Gregorio. È un girone dove comunque 3 squadre che hanno un obiettivo certamente importante, quello del passaggio di categoria. 3 squadre che secondo me sono pronte? Ma il Motta già da un paio di anni che lavora bene, penso che la squadra costruita per vincere questo girone era il Motta e la Leonfortese. Il Real Aci, per quello che so io, per quello che conosco io, si trovano lì, lo stanno facendo bene perché è una società seria, quando ne so io, formata da giocatori di categorie importanti e quindi si trovano lì e se la giocano. Tra l'altro c'è sempre un terno all'otto anche nei playoff, perché poi sì, tu ci arrivi ma poi devi vincerle le partite, anche se magari hai qualche risultato dalla tua in base al posizionamento, ma sono sempre partite da terno all'otto. Assolutamente sì, playoff, tutto ciò che è stato fatto nei 7 mesi si azzera. Un pronostico secco, dai Samuele. Chi potrebbe vincerlo questo girone C? Ma chi potrebbero vincerlo? Io ti dico Real Aci perché c'ho amici, anche al Motta c'ho amici. Per non hai amici a Leonforte allora? Leonforte di meno, però secondo me se lo giocheranno sia Motta che Real Aci. Ho capito, vedremo cosa succederà perché poi c'è anche lo scontro diretto, quello che deciderà a questo punto tutto e non parliamo di scontri diretti perché insomma tra poco svilupperemo quello che sarà probabilmente l'incontro clou di questo prossimo girone D che andremo a vedere. Pertanto io direi a questo punto di guardare subito il quadro del girone dove questo Mazzarone sorprende sempre di più. Anche in questo girone si è giocata la 7ª giornata, guardiamo subito i risultati.
Megara 1908 Priolo Gargallo 1-1, Pro Ragusa batte RG 2-0, Città di Comiso batte Città di Avola 2020 3-2, Città di Canicattini batte Calcio Scicli 5-1, Club Calcio Vittoria 2020 batte Nuova Città di Gela 1-0, Mazzarone batte Frigentini 3-1 ed infine Modica Calcio batte Sporting Eubea 2-0. Sono soltanto 4 i punti che dividono il Modica dal Mazzarone, che attualmente è in testa con 47 punti, 43 del Modica Calcio, 36 punti per Sporting Eubea e Città di Comiso, 34 Nuova Città di Gela, con 31 punti il Vittoria 2020, con 30 il Frigentini, con 24 Priolo Gargallo e Città di Canicattini, 22 Pro Ragusa, 20 Città di Avola 2020, con 19 il Megara 1908 ed infine chiudono la classifica l'RG con 14 punti, 12 punti per il Calcio Scicli. Tra l'altro un girone che ha regalato più emozioni nel girone di ritorno rispetto al girone d'andata. Nel girone di ritorno qualche sconfitta un po' inaspettata ha un po' bilanciato e su tutti è emerso a questo punto questo Modica. Ma è emerso il Modica, perché il Modica si sapeva che era una grande squadra formata da giocatori importanti, ha uno staff tecnico non da questa categoria, si allenano alle 2:30, si allenano da martedì al sabato mattina. E lì non è promozione, lì stiamo parlando di un'altra realtà dove c'hanno a seguito un tifo organizzato, dove c'è una cultura calcistica. Ma il Mazzarone non ha paura, Mazzarone, anche perché conoscendo il tuo direttore generale Nunzio Calogero non è uno che insomma molla facilmente, così come anche insomma la tua personalità calcistica. Ma paura no, noi rispettiamo tutti, perché è giusto che sia così. Siamo andati noi a Modica l'ultima giornata di andata sapendo di goderci quello che era, perché pensare che Mazzarone poteva andare a Modica oggi con quella realtà e giocarsi una grande partita già era una vittoria per l'intera comunità, per l'intera società e per noi stessi addetti ai lavori facevamo sacrificio. Quindi non abbiamo paura, ci siamo guadagnati tutto sul campo, nessuno ci regala niente e ci godiamo questi giorni. Avete vinto una partita con il Frigentini domenica 3-1, che non era facile sulla carta. Assolutamente no. Sapevamo questa, secondo me, è una delle partite più difficili perché giocavamo in un campo in terra, importante, il clima, un po' di pioggia, un po' di vento, ci siamo andati sotto, però abbiamo fatto un secondo tempo importante, anche se il primo tempo abbiamo subito gol solo su un tiro in porta. Però il secondo tempo abbiamo fatto bene. Questa è la dimostrazione che ogni partita in questa parte finale della stagione diventa sempre difficile da prendere con le pinze. Sono tutte diverse. Ciò che è stato all'andata non è ritorno. Poi giocano contro la capolista, tutti vogliono batterci, tutti vogliono rovinarci, tra virgolette, questa cosa che abbiamo costruito. Ma è giusto che sia così, perché io dall'altra parte farei la stessa cosa. Ed è giusto. Guardiamoci le interviste post partita proprio dopo la vittoria della squadra del Mazzarone 3-1 contro il Frigentini. Io credo che oggi devo fare complimenti ai ragazzi per come hanno lottato su ogni pallone, non era facile. Loro sono una squadra attrezzata, l'abbiamo visto, quindi non c'è una sconfitta preventivata o meno, noi le partite ce le giochiamo tutte a prescindere e quando perdiamo ci mettiamo la faccia. Oggi è stata una partita che il primo tempo abbiamo approcciato bene, fatta bene, attenti. Poi nel secondo tempo abbiamo preso quel gol, un Eurogol su punizione di Provenzano, che lo sappiamo, è un giocatore di altra categoria e quindi siamo calati mentalmente. Però la prestazione non posso rimproverare nulla oggi, ragazzi. Io credo che nessuno deve toccare questi ragazzi perché stanno facendo un campionato straordinario fino ad ora. Non posso rimproverargli nulla perché mettono sempre il 100% durante gli allenamenti e nelle difficoltà. Oggi eravamo abbastanza in difficoltà, avevamo parecchie defezioni, però non è un alibi. Ripeto, vanno fatti i complimenti al Mazzarone perché ha vinto, però noi abbiamo dimostrato di potercelo giocare.
finora eravamo imbattuti, è arrivata questa prima sconfitta interna. Una sconfitta però, se andiamo ad analizzare la partita, loro hanno fatto gol solo su episodi, su un calcio piazzato, il pareggio. Il primo tempo i ragazzi hanno fatto una bella partita, siamo passati in vantaggio, era una partita maschera, gli avevo detto, i duelli erano importanti, le seconde palle, le palle sporche, e abbiamo tenuto sotto questo aspetto bene. A inizio ripresa non scordiamoci che abbiamo avuto la palla ghiottissima per fare il 2-0 con Sella, il calcio è così, poi una punizione loro, un bel gol ha fatto Provenzano, e quindi questo episodio poi un attimo mentalmente abbiamo un attimo accusato il colpo, la forza del Mazzarone la conoscevamo, loro si sono, diciamo, caricati, e poi il secondo gol che hanno trovato c'è stato un piccolo fallo di mano non visto da parte dell'arbitro. Quindi per questo dico, siamo stati, diciamo, sfortunati nei gol subiti, che hanno inevitabilmente poi indirizzato la partita. Sì, continueremo ancora in emergenza assoluta, ora c'è anche Gigi che è stato ammonito, Pianese, e quindi è stato squalificato. E stringiamo i denti come abbiamo fatto oggi, che eravamo in emergenza, ma oggi siamo usciti a testa alta dal campo. Il risultato, per chi non ha visto la partita, può sembrare che non c'è stata gara, ma assolutamente no. Loro hanno trovato 3 gol, diciamo, su episodi, e quindi la differenza poi è stata tutta qui, perché per il resto a livello agonisticamente parlando ce la siamo giocati alla pari. Il calcio, fai il 2-0, non lo fai, prendi il pareggio, poi la partita può cambiare, è cambiata in favore loro, ma ormai pensiamo alla prossima, non cambia nulla per noi, come dico da sempre, domenica dopo domenica ci sono ancora 6 partite, quindi il campionato è lungo, noi dobbiamo dare sempre il massimo ogni partita a partire già da sabato. Riflettori adesso puntati, seppur ancora mancano un po' di settimane, a questo scontro contro il Modica. Hai detto bene, un Modica che ha all'interno uno staff tecnico interessante, su tutti giustamente il super conosciuto allenatore Betta, ma c'è anche dentro un gruppo giocatori di grande forza, no? Giocatori che non ti ritrovi facilmente in promozione. Assolutamente no, ma c'è dietro... Non giovanissimi, sottolineiamo, però l'esperienza proprio in questa categoria fa forse la differenza. Ma anche alle spalle c'hanno una città, una società importante, una società dove permette di fare calcio vero, cioè calcio dilettantistico perché giocano in promozione, ma è calcio vero. Però come ti ho detto prima, noi tutto quello che abbiamo fatto era forse a oggi impensabile, ma non perché non sapevamo delle nostre capacità, però oggi siamo primi, 4 punti avanti dalla seconda, non abbiamo perso dei recuperi, che giustamente ci sta in un percorso, certo, campionato lungo, e andando dietro potevi pensare oggi che eravamo 10 punti avanti, ma non c'entra niente, perché il calcio è quello che ti toglie e poi ti dà, quindi noi dobbiamo accettare la situazione che è, non dobbiamo guardare indietro e pensare minimamente che l'ultima giornata ci possiamo giocare la vittoria del campionato, anche lì è bello. Assolutamente, è bello perché, condivido questa cosa, perché, è emozionante. È emozionante perché se all'inizio anno mi dicevano, sai mister, vai a giocarti l'ultima giornata del campionato, il campionato vince il campionato di promozione, metto la firma, perché c'è gente che allena 10 anni e non vince mai un campionato di promozione. È vero. E tu qualche campionato l'hai pure vinto. Senti, in questo girone però sottolineerei anche, a parte la salita dello Sporting Eubea, la nuova città di Gela, che abbiamo detto insomma potrebbe ancora rientrare nella griglia playoff, certamente con un percorso un po' tortuoso, così come potrebbe essere tortuoso anche il percorso del Vittoria, che forse troppo tardi ha pensato di dare una svolta alla sua stagione. Anche lì c'è rammarico per il Vittoria, perché quando sono venuti da noi hanno un seguito di tifosi, uno spettacolo. Giocare contro il Vittoria non ti fa pensare di essere il calcio dilettantistico. Io credo che i playoff si possono giocare forse, perché adesso la distanza tra la seconda e la terza sono 7 punti. Sì. Basta sbagliare un'altra partita e non ci sono più playoff. E quindi questa cosa sarà attenzionata certamente da molte società, da molte squadre. Sì. E quindi questo potrebbe essere un'arma a doppio taglio, sia in favore che a sfavore. Anche perché il Modica non deve perdere punti. Il Modica non deve perdere e gli altri non devono perdere nemmeno. È vero. Vedremo cosa succederà. Se perdi qualche punto il Modica va bene lo stesso. Nel caso vostro certamente è positivo.
Samuele, è una stagione comunque da incorniciare per te, no? Insomma, il tuo trend vincente negli ultimi anni ha confermato, insomma, che sei un allenatore che in questo momento ha il suo bel palmarès dalla sua parte, ma c'è un sogno insomma, nella carriera calcistica di Samuele che deve ancora arrivare? Sì, io ho avuto sempre ambizioni, sono una persona che pensa sempre grande. Un allenatore deve avere ambizioni. Il mio prossimo obiettivo è partecipare al corso UEFA, farò di tutto per entrarci perché questo è un sogno. Mi sono laureato per questo, ho preso la triennale, adesso la magistrale. Questo è il sogno. E poi l'altro sogno è allenare in una società professionistica, ma anche nel settore giovanile, dove tu puoi respiri veramente calcio, dove respiri organizzazione importante, dove puoi dare qualcosa. Tra l'altro tu sei già protagonista all'interno di una interessante scuola calcio che dirigi, no? Sì, la scuola calcio è di mio padre, una scuola calcio di famiglia dove io aiuto mio padre, siamo un'Accademia Milan. Sì, con tantissimi bambini. Sì, insomma, con tantissimi bambini, facciamo calcio ma facciamo sociale, certo, ricordiamo che siamo una scuola calcio, l'obiettivo è quello. È vero, è vero. Quindi il sogno è chiaro, sì. È chiaro, magari possibilmente dopo la stagione vincente anche a Mazzarone, no? Sì, ti dico che adesso la vivo bene, penso nel raggiungere questo obiettivo. Però il calcio bisogna accettare anche la sconfitta e non farsi trasportare dall'emozione, dalle cose. Oggi vinci sei buono, domani perdi sei scarso. Rimanere concentrati sull'obiettivo e arrivarci. L'obiettivo anche possibilmente di entrare in nomination anche quest'anno ai Penalty Awards, perché li hai vinti 2 volte se non sbaglio. 2 volte su 3, sì. E quindi voglio dire, le soddisfazioni sono arrivate. Bene, allora in attesa di quello che succederà nelle prossime settimane volevo ringraziarti per la tua presenza qui a Penalty. Sempre molto interessante parlare con te perché sei un allenatore giovane, un allenatore vincente con delle idee nuove e con degli obiettivi che secondo me stuzzicano sicuramente l'interesse anche nei tuoi confronti da parte di molti addetti ai lavori. Ma io intanto ti ringrazio perché venire qua è sempre bello, dove si ritrovano amici, dove è bello parlare del calcio che magari qualcuno non sottovaluta. Non lo prende mai in considerazione seriamente e non sa mai quello che c'è dietro. E poi il futuro, quello che verrà, ci prenderemo senza nessun problema. In bocca al lupo allora per tutto. Grazie, e a presto e Lupo, ci rivedremo grazie, sicuramente grazie sempre qui a Penalty. Grazie a Samuele Costanzo, allenatore del Mazzarrone. Noi concludiamo qui come al solito la nostra puntata e lo facciamo lanciando il rullo che prevede i risultati e le classifiche dei 7 gironi del campionato di prima categoria. Per quel che ci riguarda ci vedremo la settimana prossima, il martedì, su Gold 78 HD, canale 78 del digitale terrestre, con una nuova puntata di Penalty, tutto il calcio di cui il calcio vero non parla mai. Arrivederci a tutti.